in cima c'è praticamente il cortile dove Piero Stefano mi ha raccontato, mi è venuto i brividi del tempo, che dei bambini stavano giocando nel cortile, quindi una famiglia, 4 bambini, e sono partiti, noi da lì a Montello vedevamo i camion qui austriaci dell'esercito riusciva a passare e sparavamo in continuazione, quindi le prime ore della rottura del ponte della Priola, che noi italiani di là e loro di qua, però hanno lanciato bombe amiche, voglio dire, e hanno distrutto una famiglia di bambini che dopo andremo a vedere qui sopra. E il Montello di Como. Qua siamo a Villa Jacopo, bombardata naturalmente qui. E qui è successo che la famiglia di bambini, 5 bambini, sono stati feriti, morti, e una sola, una donna si è salvata. E allora io ho raccontato la storia a Perin e lui ha deciso di mettere una targa ricordo alle vittime civili. La targa l'ho realizzata io in bronzo e poi ne ho fatto anche un'altra a Moriago della battaglia. Qui siamo nelle vicinanze del cortile dove è successa la tragedia che noi abbiamo rievocato con l'artista Pietro Stefan, intitolato "Col bene ereditario della memoria si costruisce un futuro credibile". Villa Jacopo 11-11-17, quindi il giorno dopo dell'arrivo degli austriaci qui. Qui passavano i camion austriaci e noi italiani del Montello sparavamo a raffica bombe dai cannoni. L'abbiamo fatto nell'anniversario della morte di 5 bambini e del ferimento di una bambina della famiglia Titonai, che qui noi oggi abbiamo la fortuna di avere il nostro amico che tiene cura, quindi è un parente. Abbiamo avuto la fortuna di inaugurare questo bassorilievo di Piero Stefano che evidenzia la bomba che esplode e uccide tutti questi bambini e ferita Pasqua. Pasqua viene appunto curata dagli austriaci a Soligo e abbiamo avuto la fortuna di averla qui l'inaugurazione di questa cosa. Assieme a un'altra tragedia che è successa a Isola dei Morti, che anche lì è morta addirittura la mamma, che erano su Fienidi, altri 5-6 bambini. Buongiorno, buongiorno. Naturalmente ho aperto con questo video perché in questi giorni, in questi momenti, in queste ore si sta discutendo proprio di armi pericolose che annienteranno tante famiglie, che non c'entrano niente, tanti bambini, tante donne, tanti uomini, tanti soldati, perché purtroppo c'è sempre qualcuno e ci sarà sempre che non basta mai il potere che ha, ne vuole sempre di più a qualsiasi costo. Il problema è che morirà anche lui e che ne nascerà un altro, come abbiamo visto, e tutti attorno a difendersi da questi personaggi incredibili che hanno il mondo in mano, hanno quello che vogliono, eppure non gliene frega niente, che il potere annebbia il cervello. Il problema è che muoiono queste persone. E noi abbiamo visto che passano gli anni, però la storia è sempre quella: bombe, morti, macerie, rovine. Io faccio vedere questi filmati
perché sono percorsi che molti di noi non conoscono, non sanno neanche che ci sono, eppure là sono morti, come vediamo a Gaza, in Israele, nelle guerre a leopardo che ci sono i nostri morti. I giovani non conoscono, non sanno, pochissima cartellonistica. Se non ci fossero questi volontari come Perin, come Stefan, che tengono pulito, in ordine, che ricordano, sarebbero morti proprio per niente. E io invece mi sento in dovere di ricordare, e penso anche voi siate d'accordo. Ne parlerò questa mattina con Marcello Criveler, coordinatore provinciale CUPLA, coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo, ma anche volontariato alla grande, e saluto anche da Conegliano Giancarlo Antoniazzi, associazione Contea. Conegliano, tutte le età attive. Grazie Antoniazzi di essere qui, anche a lei. Allora, Criveler, mondo del volontariato, abbiamo visto anche gli esempi, queste persone diversamente giovani che cercano di tenere vivo il ricordo, un ricordo che è sempre presente, basta vedere cosa sta succedendo anche in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, eppure la mente dell'uomo è annebbiata dal potere. Forse se questi uomini facessero un po' più di volontariato, magari anche da bambini, forse crescerebbero in maniera diversa, a mio avviso. Per quello io punto molto sui bambini e sui ragazzi, che saranno loro che forse riusciranno a cambiare il mondo. Prego Criveler, allora se scopriamo, è stato ospite tempo fa con noi, chi è Marcello Criveler. Buongiorno a tutti, grazie Mirella per l'invito. Io sono una persona qualsiasi che, diciamo, che mi sto occupando di volontariato, mi sto occupando di cooperazione, e quindi insomma cerco di fare qualcosa di buono, ma soprattutto insieme a tanti altri, appunto tanti volontari, e insomma, si cerca di dare un senso alla nostra esistenza, di fare le cose che sono necessarie e utili per chi è meno fortunato di noi. Qui il campo è vastissimo, perché tu hai citato ovviamente la cosa che in questo momento è sugli occhi, sulle bocche di noi tutti, cioè il problema delle situazioni di guerra che ci sono in diverse parti del mondo, perché c'è appunto Gaza piuttosto che l'Ucraina, ma c'è la ex Birmania, il Myanmar, in Africa, in altre realtà. Insomma, ci sono un sacco di situazioni nella quale le menti umane appaiono annebbiate, ed è evidente che chi ha le maggiori responsabilità sembra che proprio, come tu dicevi prima in maniera molto diretta, sembra proprio non abbia nessun senso della propria responsabilità e abbia a cuore invece chi paga le conseguenze di queste situazioni, che sono le popolazioni, le persone, i civili, cioè sono quelli che alla fine pagano il conto di questa situazione. E questo purtroppo ci interroga tutti e ci chiede di essere cittadini responsabili. Essere cittadini responsabili vuol dire anche fare qualcosa di utile nelle nostre realtà. Noi viviamo in una società, nel Veneto, a Treviso, nella quale possiamo dirci fortunati. Sicuramente il tenore di vita in generale è un buon tenore di vita, e credo che veramente dobbiamo essere consapevoli di questo. Però dobbiamo anche guardarci attorno e vedere, perché non basta vedere quello che c'è attorno a noi, e attorno a noi ci sono tantissime situazioni di bisogni e di difficoltà, e quindi bisogna che ognuno di noi faccia la propria parte come può, nella misura in cui può, facendo quello che si sente di fare. Appunto io, occupandomi di volontariato, sostanzialmente mi occupo in particolare appunto di coordinare i pensionati di lavoro autonomo, perché ci sono i pensionati di lavoro dipendente, ci sono i pensionati di lavoro autonomo, appunto, che sono gli ex agricoltori, che insomma gli artigiani, i commercianti, coloro che in qualche modo operano dei servizi, cioè quelli che lavorano in autonomia e che quindi poi sono in pensione. E cerchiamo in questo impegno cerchiamo di sensibilizzare le persone anziane rispetto a tutta una serie di tematiche e portarle ai tavoli che contano, che ci sono e sono aperte le problematiche, delle quali poi magari possiamo anche parlare in dettaglio, che sono quelle che viviamo tutti i giorni, perché magari non viviamo direttamente da vicino a noi la guerra, ma viviamo per esempio il problema della sicurezza nelle case, che comunque viviamo il problema delle misure delle pensioni in generale nel lavoro autonomo, che sono molto basse e quindi non sono assolutamente al passo a quei tempi e non
tengono conto di quello che è stato ed è l'aumento del costo della vita. Parliamo della sanità con tutte le problematiche che ci sono e che ci sono state soprattutto negli ultimi tempi e che ci sono ancora, anche se in qualche aspetto si sta recuperando bene, tipo l'ostetricia, ma c'è tutto il tema per esempio di medici di famiglia che non ci sono, che vengono sempre meno, e il tema per esempio della capacità delle persone anziane di essere al passo coi tempi rispetto alla invasione che stiamo tutti ricevendo col telefono, col telefonino, messaggi che proposte, quei contratti. Truffe? Le truffe c'è un cosa, anche io l'altro giorno ho ricevuto il messaggio: papà, il mio telefono è finito in acqua, per piacere puoi richiamare un altro. Attenzione a queste parole, perché non rispondete a questi messaggi. A me è arrivato anche l'altro ieri: papà, mi è scivolato il telefono in acqua, per piacere mi puoi richiamare a questo numero perché ho una necessità. È una truffa assoluta, guai mai rispondere a questi messaggi, mai fare queste chiamate, ma per dire sono assolutamente persuasivi, cioè è un niente cascarci, perché sono fatti in modo da truffare. Quindi chi truffa sa benissimo fare questo mestiere. Naturalmente colpiscono le fragilità, perché poi sono i genitori diversamente giovani, i nonni, che in buona fede, quando sentono figlio o nipote, non riescono a capire più niente, ecco, e là parte la truffa. Abbiamo Antonio da Padova, poi andiamo da Giancarlo Antoniazzi. Ciao Antonio! Antonio? Sì, pronto, buongiorno Mirelle, buongiorno anche agli ospiti. Si parla di tanti problemi. Ieri c'era un grosso problema in Puglia, i 7 grandi, che non hanno parlato del futuro del mondo per l'occupazione, lo sviluppo, e hanno parlato solo di guerra. Abbiamo la guerra in Ucraina, abbiamo la guerra in Medio Oriente, bisogna fare più armi, quelle cose lì. Questo è il nostro futuro. Ma io dico una cosa, ma dovevano spendere milioni e milioni di euro perché ogni capo di Stato di questi personaggi qua, e gira con l'aereo di Stato, il number one aerei, ma hanno bloccato la Puglia proprio per il traffico di questi aerei. Ma non si possono mica telefonare invece che girare con questi aerei, anche perché Mirella, io la Panda l'ho sempre in garage per non inquinare, per non disturbare l'ambiente, ma questi qua girano sempre con questi mega aerei, ma aerei di Stato, e poi parlano, ma di cosa hanno parlato? È stata una cartolina, guarda, mi dispiace dirlo, ma noi siamo in mano a questa gente qua. Che futuro abbiamo per i nostri figli? Non c'è futuro, anche perché l'America è messa male, la Germania peggio, l'Italia non ne parliamo, la Francia, sono tutte cose, Mirella, perché io non guardo più i telegiornali, io guardo su Facebook, sui social, quello è il mio telegiornale e li vedo bene, perché cos'è che ci nascondono questi qua? Ma ci stanno nascondendo tutto. Ma fanno solo foto per cartolina. E ho visto la foto dei G7, che ho visto ieri la foto. Cosa ci costerà questa foto qua? Buongiorno Mirelle, grazie. Abbiamo sentito Antonio numero 1 questa mattina. Antonio è riuscito a superare il nostro Rinaldo da Venezia. Abbiamo sentito le riflessioni di Antonio. Lo sentiamo adesso cosa ne pensa Giancarlo Antoniazzi. Ecco, associazione Contea Conegliano, tutte le età attive. Prego Antoniazzi. Tanto buongiorno a lei e grazie di avermi invitato. Devo dire che avete aperto con un tema piuttosto pesante e mi ricollego un attimino a quello che diceva lei inizialmente, che ci sono dei personaggi che non sono mai contenti, che vogliono sempre qualcosa di più. Io direi, sarei un po' più pesante di lei, non sono personaggi che non gli basta mai nulla, sono personaggi che usano il sopruso sulle persone più fragili, sui più fragili, perché questo loro atteggiamento è una cosa voluta, è una cosa meditata, pensata da un essere umano, dalla mente di un essere umano. Quindi è un sopruso, non è una deviazione
come dire, della società soltanto, ma è il sopruso voluto di un individuo. Quindi è una cosa che sicuramente fa del male, ma fa male a tutti. Ecco, è una cosa molto importante, quindi vorrei dire questo. Poi per quanto riguarda, sentivo l'impegno sociale, beh sì, è chiaro che noi, io parlo per me ovviamente, mi metto in prima persona, che chi come noi scesi nel treno della produttività di tutti i giorni, quindi da lavoratori attivi, scendiamo con un bagaglio di esperienze che possiamo essere benzina per una nuova locomotiva, la locomotiva della solidarietà, la locomotiva della solidarietà sociale, quindi impegnarci, come diceva il suo primo ospite, che non ricordo adesso il nome, Marcello Criveller. Ecco, che come diceva Criveller, che bisogna appunto dare e portare dentro la società le nostre esperienze, portare quello che noi siamo in grado di poter dare a chi è in stato di difficoltà e oggi, l'avete detto bene voi, ce ne sono tantissimi, la società purtroppo è fatta così, le persone anziane sono sempre maggiori, sono sempre sole, hanno sempre meno risorse economiche e qua andiamo ad avvicinarci, non ma solo, ma abbracciare addirittura quello che diceva l'ultimo ospite, che non si capisce perché chi ha potere e quindi continua con questo sopruso, come dico io, no, a spendere risorse che possono essere messe a disposizione della società, delle persone, di chi ne ha bisogno. E quando parliamo di pensionati, quando parliamo di persone anziane, pensiamo alla sanità, in primis, pensiamo alla solitudine, pensiamo alla casa. Io che ieri sera partecipavo a un incontro dove si sta lavorando per poter, come dire, accompagnare le persone, no, che hanno bisogno di casa a una gestione oculata, una gestione attenta, in modo tale che i locatori possano avere fiducia e darle in uso a queste persone bisognose. Ma la nostra società non dà segnali di questo, perché viviamo un momento di egoismo che è, come dire, la verità è che siamo individualisti e quindi da individualisti, no, ci rendiamo isolati, ci isoliamo, no? E non riusciamo a costruire rete, non riusciamo a costruire comunicazione con gli altri. Invece i pilastri fondanti della vita sono l'amore per la vita e il rispetto dell'altro. Grazie Antoniazzi, andiamo da Livio da Padova, condivido quello che ha detto Antoniazzi, anche se dopo farò una parentesi. Prego Livio. Saluto i tuoi ospiti. Ciao. E buongiorno anche a loro. Dunque, proprio ieri parlavate prima di truffe. Sono stato ho ricevuto dei messaggi. Io ho una figlia che abita in Svizzera e questo messaggio diceva: tua figlia, sono Cinzia, perché sapevo anche il nome, e tua figlia, ho perso il telefono papà, e per cortesia compramene uno nuovo che costa 995 euro, perché ne ho assolutamente bisogno. Io sono vai dal tabaccaio e quando sei lì telefonami e che ti do tutti quanti i dati che tu devi dare al tabaccaio. Per fortuna il tabaccaio ha detto: guardi che è una truffa. Ma eri andato dal tabaccaio? E abbiamo scoperto che era proprio una truffa, insomma. Ma scusa, ma eri andato dal tabaccaio, Livio?
Cosa? Eri andato dal tabaccaio? Sì, perché credevo che il messaggio provenisse da mia figlia, invece loro sono stati talmente furbi che non hanno, hanno detto la figlia ha perso il telefono e ti diamo un altro numero in modo che io non potessi contattare la figlia. Allora Capisci? Livio, grazie di aver fatto questa denuncia. Allora, per cortesia, ascoltate quello che vi sto dicendo adesso. Prima di andare dove vi dicono loro, chiamate il 112 o il 113. Non andate subito dove vi dice questa telefonata che non vedete chi è, non sapete neppure se è la verità. Invece di andare dal tabaccaio, chiamate immediatamente il 112, così non uscite di casa, siete più sicuri e avrete la verità, che è quella che è una truffa. Ma Livio, ma quante volte lo dico al mattino di non rispondere al telefono, di non guardare quello che è scritto, ma di chiamare le forze dell'ordine. Comunque hai fatto benissimo a chiamare, a denunciare, e pensate, se c'è caduto nella trappola il nostro Livio, sto pensando a quante persone possono cadere in queste truffe, perché purtroppo quando si nomina la figlia o il nipote l'accade tutto, il momento non ragioni più. Grazie Livio. Allora, bravo il tabaccaio. Il minimo che poteva fare, bravo il tabaccaio. Però Antoniazzi, lei ha detto una cosa, non siamo tutti così, perché noi abbiamo il mondo del volontariato che tutti i giorni, dal mattino alla sera, fatto principalmente da persone diversamente giovani, si mettono per aiutare le persone e le fragilità. Purtroppo il problema è, siamo 7.500 associazioni di volontariato e siamo uno diverso dall'altro, tutti vogliamo fare tutto, sono riusciti a dividerci, tanto è vero che non ci conosciamo neppure, e poi troviamo l'anziano morto in casa, la persona che si suicida, perché non conosciamo il nome, il cognome, perché c'è la privacy dove vogliono loro, e perciò è come se non ci fossimo, però ci siamo. Abbiamo i banchi alimentari, le parrocchie, c'è questo aiuto che in tanti paesi non c'è neppure, eppure qui ce l'abbiamo. Il grande problema è che siamo divisi. Io so domani ci sarà un incontro di associazioni di volontariato alla provincia di Treviso, ma non riesco a capire dove vogliono apparare, perché non vedo, come dice giustamente, ringrazio Giancarlo Antoniazzi, che ci sia questa volontà di unire, di conoscersi. I tavoli sono fatti dai soliti noti, partecipano chi vogliono loro, invitano chi vogliono loro, e questa è la politica che è entrata a gamba tesa nel mondo del volontariato. Se non fai parte dei cerchi magici non arrivi da nessuna parte, anzi dai fastidio, ti eliminano, e questo fa molto male, Antoniazzi, al mondo del volontariato, perché il mondo del volontariato è fatto di persone per bene quasi sempre, specialmente quelli anche piccole, dico io, quelle che non hanno dei numeri importantissimi. L'altro è molto politicizzato, sotto vendite spoglie, mi sembra come le liste civiche quando erano nate, non funzionava più il partito, faccio la lista civica, dietro la lista civica c'era il partito, e così funziona anche nel mondo del volontariato. Il problema è che quelli che veramente potrebbero dire la loro, dare un aiuto, un contributo, non sono ascoltati perché non interessano. Vedete che continuiamo in continuazione a cambiare nome, adesso siamo Luz, chissà cosa che vorrà dire per qualcuno a casa, è semplice anche la sigla, ma non ve la dico neanche perché vuol dire volontariato, ricordatevi, ecco, cambiano, ma non cambia niente, anzi la burocrazia ci sta soffocando, i costi che hanno messo nel mondo del volontariato per rimanere a galla, è inaudito e ignobile, questo lo dico io. Crivelè. Sì, volevo aggiungere che tu sei stata molto diretta e quindi hai parlato di un dato di fatto, cioè che anche le associazioni di volontariato sono come i binari della ferrovia, no? che non si incrociano mai, sono sempre paralleli. E c'è questo. Il nostro sforzo, il nostro piccolo, è quello sia come cupola, cioè quindi il coordinamento delle associazioni dei pensionati di lavoro autonomo, e lo scopo è di farle dialogare fra di loro e far fare alcune cose insieme, ed è lo sforzo che stiamo cercando di mettere in atto. Qualche giorno fa sono stato dal prefetto proprio per rappresentare tutta una serie di temi, spero sicuramente che anche il prefetto magari promuova qualche momento e che comunque prenda spunto dalle segnalazioni che abbiamo fatto.
E per quanto riguarda il volontariato in senso più stretto, io porto l'esperienza del coordinamento volontario, si chiama proprio così, Treviso Sud, che ha sede a Mogliano, in cui insomma abbiamo messo insieme un po' di associazioni e di volontari per fare alcune cose insieme. E una di queste sono i trasporti sociali, per i quali di persone anziane, di persone disabili o diversamente abili, ragazzi disabili che devono essere accompagnati alle scuole superiori, e stiamo facendo questo servizio. L'anno scorso, 2023, abbiamo fatto 105.000 chilometri. Cioè, voglio dire, che è un'enormità. Posso dire e testimoniare che le richieste che stanno arrivando di servizio, a parte quelle che ci arrivano direttamente dai comuni con i quali siamo convenzionati o da alcune case di riposo con le quali siamo convenzionati, ma arrivano dai cittadini normali, perché nelle famiglie c'è sempre più bisogno di essere supportate, perché le famiglie sono sempre meno numerose, alle volte sono in 2, in 3 al massimo, non sono in grado di gestire una situazione nel momento in cui questa situazione diventa una situazione problematica e quindi hanno bisogno di aiuto. Nel nostro piccolo, con i volontari che sono a Mogliano, i volontari che sono a Concio, fra l'altro con una ottima sinergia con la cooperativa di Concio, che anche su questo si sta dimostrando molto attenta e disponibile, e anche un gruppo che abbiamo messo in piedi fra Carbonera e Silea. Insomma, stiamo cercando di rispondere a tantissime domande di servizio. Abbiamo una decina di mezzi un po' malandati, perché avremo bisogno di ulteriori mezzi nuovi, attrezzati, eccetera, ma abbiamo quello che abbiamo, ma insomma stiamo cercando di fare. Posso testimoniare che abbiamo dei volontari che sono delle persone assolutamente eccezionali, ma eccezionali nella loro semplicità. E io faccio un appello, se mi permetti. Faccio un appello. Ci sono un sacco di persone ultra sessantenni che sono andate in pensione per un motivo o per l'altro o per quest'altro. Per cortesia, datevi da fare. Di associazioni ce ne sono quante volete. Datevi da fare, perché c'è bisogno di tutti. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, se non mi cade la linea. Terzo stamattina, ti hanno fregato, Ma va bene lo stesso, Mirella. Bravo. Va bene. Ascolta, Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ma neanche, che crediamo ancora al diavolo. Basta che vediamo i nostri politici, va bene? I nostri politici, cosa che ha fatto in Parlamento, si è da battonare, che esempio zero. Ma che parlamentari abbiamo, che politici abbiamo? Si è da battonare, si è colpa, si è massa PA e pugni, ma che esempio zero anche per i giovani. E soprattutto io ho fatto i soldi nostri, perché mi dà bisogno di andare a lavorare per mangiare un pacco di mortadella e manteniamo gli altri, che è vergognoso. E tutti i volontari che a loro bisogna dare una medaglia, quello è il fiore all'occhiello della povera gente che gli aiuta chi ne ha bisogno col cuore. E dopo voglio dire che tutti quelli che fanno truffe ai greci e agli anziani, quando chi sa una persona che ha truffato un povero vecchio che col cuore o un parente si buttare in acqua, cosa c'è da fare? Chi gli taglia le mani? Quello non telefona più a nessuno, non gli fa niente, Mirella. Quando li prendono non le fanno nulla e allora continua. Se ti le taglia le sate, va bene, quelli non li telefona più a nessuno. Ma come se poi a truffare un anziano che pensa che sia qualche cosa a un nipote e viene in testa, non so che sia un cretino. Al momento è dei spiazzano, se mi tocca a me no, però ne sono tantissimi, va bene. E allora, grazie Rinaldo, grazie, devo andare avanti, mi devo mandare anche la pubblicità. Allora aprite bene le orecchie adesso, aprite bene le orecchie, tutti, perché adesso do dei numeri scritti, perciò no che mi invento i numeri, e neanche numeri politici che non ti capisci mai se è vero o se è falso, perché ognuno dà i numeri, dopo diamo i numeri noi altri, ma veramente i numeri. Quanto guadagnano al mese gli europarlamentari eletti? Ecco la cifra esatta. Ascoltate, popolo. Allora, se i docenti percepiscono stipendi da fame, gli europarlamentari si prepareranno a percepire stipendi corposissimi, e non solo per loro, anche per lo staff che lo affiancheranno durante la carica elettiva.
Un europarlamentare italiano guadagna circa 18.000 euro al mese, 18.000 euro al mese, considerando tutte le voci che compongono la retribuzione. Lo stipendio base è di circa 10.000 euro lordi al mese, che si traduce in 7.854 euro netti dopo le tasse e i contributi UE. Ricevono un'indennità mensile di 4.950 euro, 4.950 euro per spese generali come affitto di uffici, attrezzature, telefoni e internet. La diaria giornaliera per vitto, alloggio e altre spese è di 350 euro al giorno, che può arrivare circa 5.250 euro al mese se si partecipa a tutte le sedute. Vengono rimborsati i viaggi di lavoro in business class e i 2/3 delle spese mediche. Andiamo avanti. Alla fine del mandato spetta una buona uscita di un mese di stipendio per ogni anno di servizio. Ogni europarlamentare ha a disposizione 28.696 euro al mese per il proprio staff. 28.696 euro al mese. Inoltre, al compimento di 63 anni, gli europarlamentari hanno diritto a una pensione integrativa di almeno 1.750 euro lordi al mese. 1.750 euro lordi al mese per chi ha svolto un solo mandato quinquennale. La tassazione più favorevole rispetto all'Italia fa sì che, a parità di stipendio lordo, il netto di un eurodeputato sia circa il 50% in più di quello di un parlamentare italiano. Cioè, avete capito? Avete sentito le cifre? Allora, queste cifre, se la Mirella non ve le racconta, non lo dice nessuno, se non qualcuno che è bravo ad andare su internet e tirarsele fuori. Certo. Ma se io avessi sentito in tutti questi anni, visto che li abbiamo pagati, un europarlamentare nostro che ha detto cosa ha fatto, cosa ha firmato, mi sto arrabbiando, quello che la commissione che lui presiedeva col suo staff hanno portato avanti, io vi dico grazie chi ha sentito qualcosa. Allora, Giancarlo Antoniazzi, dopo che ho letto queste cifre, dopo che abbiamo parlato di volontariato, di solidarietà, di solitudine, non solo di anziani e di giovani, dopo che ho sentito Criveller che ha detto agli anziani svegliatevi e fate volontariato quelli che riescono, io invece sposterei. Perché questi anziani hanno già dato, sono i giovani che devono dare, sono i giovani che si devono mettere in moto nel volontariato e trovo veramente assurdo che sia tutto a pagamento, compresi i centri estivi. Perché? Perché abbiamo le baby gang, però abbiamo le grandi gang. Avete visto cosa è successo al Parlamento? Avete visto cosa hanno combinato? Questi sono genitori, mariti, e questo è il comportamento che vediamo e poi ci lamentiamo delle baby gang. Allora, Antoniazzi. Allora, lei sta mettendo molta carne al fuoco. Come al solito? No, ne ha perfettamente ragione, potremmo parlarne per 3 giorni qua. Però, tanto per fare un po' di sintesi, è giusto quello che diceva Criveller per quanto riguarda il sostegno al mondo del volontariato. Se pensiamo ai trasporti solidali, noi come Contea abbiamo 9 mezzi, e devo dire che dobbiamo arrangiarci, elemosinare per finanziarli, va bene? Ecco, siccome non facciamo profitti, l'unico che ci dà una mano è il welfare aziendale, ma elemosiniamo per questo, dal sistema non ne abbiamo. Ecco perché sostengo, e poi mi aggiungo a quello che lei diceva poc'anzi, no? Che tutto quanto
i costi, parliamo dei costi, l'ultima cosa, dei costi della politica. Mi dice o chiediamo a 10 persone, 10 cittadini comuni, se sanno cosa vuol dire l'articolo 67, cosa dice l'articolo 67 della Costituzione? Perché io quando vado a dei convegni, quando anche domani che sarò, e qua rispondo cos'è domani a Sant'Artemio, no? Alla provincia, al coso della provincia, c'è l'incontro volontariato del coordinamento provinciale, no? Del volontariato. Cioè, tutte le associazioni iscritte al coordinamento del volontariato rappresentate dalla presidente Anna Corò. Va bene? Ecco, io sono stato io come Lupo della Luna sono stato il primo presidente di questo organismo. Va bene, ma detto questo, noi non abbiamo risorse economiche. Cosa dice l'articolo 67? Quello che io vado dicendo nei convegni, che non è vero che in questo paese non ci siano risorse economiche, perché ogni volta che affronti un problema ti viene risposto, sì vabbè, però non abbiamo risorsa economica, in primis, poi anche umana, ma l'umana insomma in qualche... Non c'è la risorsa economica, ma io rispondo sempre, di soldi ce ne sono molti in questo paese, solo che sono posti in luoghi impropri e spesi in maniera insulsa, e mi prendo la responsabilità del termine, insulsa, va bene? Allora, articolo 67, l'articolo 67 indica cosa deve fare una persona eletta, va bene? Ecco, quindi amministrare quello che volgarmente è chiamato PIL, o perlomeno quello che la comunità produce. Questi invece hanno rigirato la frittata, si fanno gli stipendi, si fanno i vitalizi, no? Ecco, quindi si fanno le pensioni, va bene? Ecco, e tutto il resto ricade sulle spalle del cittadino. A noi ci rimane una cosa sola, che di mettere 2 orologi, perché uno da 24 ore non basta per produrre quello che loro bruciano. Questa è la realtà. Fermo Antoniazzi, devo andare in pubblicità. Benissimo. Allora siamo con Marcello Criveler, coordinatore provinciale CUPLA Treviso, coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo, e assieme a Giancarlo Antoniazzi, associazione Contea, Conegliano, tutte le età attive. Allora cominciamo con Marcello Criveler e commentiamo quello che abbiamo sentito, quello che la Mirella ha letto, quello che hanno detto anche le telefonate, gli ascoltatori, i telespettatori. Prego. Allora, quello che hai detto tu prima si commenta da solo, ed è evidente che c'è un tema di una, chiamiamola casta politica, tanto per capirci, anche se è un termine che non mi piace, che in realtà è autoreferenziale, perché alla fine questi sono i livelli del trattamento economico in Europa. In Italia tutta una serie di tagli che erano stati fatti negli anni scorsi, di fatto in qualche maniera, perché qualcosa era scaduto e non è stato prorogato, qualche taglio era insomma sta di fatto che sono quasi stati tutti ripristinati. L'unica cosa che è rimasta è il taglio dei parlamentari, che sono un po' meno, questo sì. Ecco, per il resto le cose. La realtà è che la distanza fra questo mondo è il mondo che noi viviamo, io che vivo anch'io, ma con l'impegno diretto nel mondo del volontariato, nel mio piccolo, come dicevo prima, è che è una distanza sempre più marcata, perché la realtà è questa. Tu dicevi anche, hai fatto una provocazione prima, dicendo che il volontariato devono fare anche i giovani. Assolutamente sì. Allora, le persone meno giovani è bene che facciano volontariato per rimanere attive, perché serve per rimanere vivaci, attivi, essere presenti, essere capaci di comunque essere utili agli altri, perché comunque percepiscono una pensione ed è giusto anche cercare in qualche modo di restituire alla società anche un beneficio che comunque in qualche maniera ognuno di noi ha. I giovani sicuramente, se hanno voglia di darsi da fare, spazio ce n'è. Per esempio c'è il servizio civile, che negli ultimi anni stentava a trovare un numero di giovani sufficienti rispetto ai posti disponibili. Quest'anno, all'ultimo, dopo l'ennesima proroga, invece c'è stato un eccesso di domanda rispetto ai posti disponibili, ed è un buon segnale. Io suggerisco veramente ai giovani, magari ce ne sono che guardano questa trasmissione, non saranno moltissimi ma ci sono sicuramente,
di fare il servizio civile, perché è un'esperienza importantissima. Noi nella nostra associazione Coordinamento Volontariato Treviso Sud abbiamo avuto negli ultimi anni 4 ragazzi che si sono alternati a fare il servizio civile. Posso dire senza tema di smentita che certamente noi abbiamo ricevuto come coordinamento, ma è molto, ma molto di più quello che noi abbiamo dato a loro, per l'esperienza di vita che hanno potuto fare, per la crescita personale, umana e anche così di capacità di vivere a questo mondo che hanno avuto. E quindi è un'esperienza che assolutamente suggerisco e invito i giovani a fare, perché bisogna capire e poi probabilmente facendo queste esperienze tutta una serie di altri problemi si risolvono da soli, perché altrimenti poi purtroppo succedono i casi estremi come quello che è successo a Casale l'altro ieri o ieri, no? Sì. Un ragazzo di 18 anni. È purtroppo uno dei tanti esempi che abbiamo. Un'altra cosa che mi permetto, Mirella, un tema che abbiamo toccato anche con le associazioni dei pensionati, ma che tocca anche il mondo del volontariato, e che anche personalmente vivo con molto trasporto. Oggi abbiamo una corsa delle banche, delle poste, una corsa frenetica all'automazione, all'informatizzazione, alla digitalizzazione, chi più ne ha più ne inventa. Adesso poi c'è una parolona magica che si chiama intelligenza artificiale. Allora si può dire di tutto perché basta nominare intelligenza artificiale o sostenibilità, un altro parolone che si usa a sproposito. Allora, noi come associazioni del volontariato e dei pensionati, io dico con molta chiarezza, invito veramente le banche, se c'è qualche esponente che ci sta seguendo o qualcuno, veramente a fare attenzione. Non si può spingere come si sta spingendo in questa direzione, in questa maniera. C'è una fetta di popolazione che non è in grado di starci dietro, non è in grado di usare determinati strumenti e bisogna rispettarle queste persone. Non è possibile che a un certo momento si chieda loro di fare tutte le operazioni con smartphone piuttosto che col PC. Sono persone che hanno bisogno di trovare ancora lo sportello bancario, e ne sono stati chiusi tantissimi, troppi, e non trovano più uno sportello bancario vicino a casa, è un altro tema ancora, oppure non lo trovano e hanno bisogno di trovare magari una cassa che faccia le normali operazioni che si dovrebbero fare e che oggi sono state ridotte all'osso. Cioè, veramente, dobbiamo renderci conto che questa è una società che sta viaggiando moltissimo sulle cose, perché bisogna innovare, bisogna fare. Ma dobbiamo ricordarci che la società è fatta di chi è in grado di starci dietro. Ci sono anche persone anziane in grado di cavarsela benissimo, certamente, ma c'è una fetta di popolazione che non è in condizione di fare questo. E questa è una responsabilità sociale che abbiamo tutti e che hanno anche le banche e che hanno anche le poste, e rispetto alle quali non possono chiamarsi fuori. Assolutamente, anche perché, insomma, pare che le banche negli ultimi 2 anni, grazie anche a una politica dei tassi della Banca Europea, sulla quale c'è molto che si potrebbe discutere, ma non apriamo questo fronte, mi pare che gli utili bancari siano stati importanti e che quindi possono permettere alle banche forse maggiore attenzione rispetto ai bisogni reali di questa fetta di popolazione, che è di più di quella che si pensa. Allora, io aggiungerei una cosa: fare il servizio civile. Perché non cambiamo anche le materie scolastiche? Invece di fare educazione civica, facciamo educazione civica con servizio civile. Perché non possiamo farlo? Ma perché ci sono le cose e abbiamo le opportunità? Abbiamo sentito cosa ha detto Griveler, la risposta che è arrivata dai giovani è superiore ai posti messi a disposizione. Certo. E non è che non ci siano i posti, è là il problema. Chi è che fa il numero dei posti? Dove li va a cercare? Facciamo come l'università numero chiuso. E poi c'è questa risposta dei giovani. Pensate al giovane che non riesce a collocarsi perché il numero è chiuso, non riesce più. Allora, se qualcuno invece, il ministro Roccella, sentisse la Mirella, glielo farò arrivare questo pezzetto. Educazione civica uguale servizio civile, e riusciamo a veramente a far partecipare questi ragazzi che sono bravi ragazzi, e se prendono la strada sbagliata, è proprio gli esempi che abbiamo visto ieri con questi genitori che poi vanno a casa e fanno le stesse cose, perché quelle fanno, ricordatevi,
quello è il loro comportamento quando perdono le staffe, perché perdono le staffe. Allora, se questo è il buongiorno, non lamentatevi delle baby gang, non lamentatevi delle baby gang, perché voi siete la gang. Sentiamo cosa ne dice Giancarlo Antoniazzi. Servizio civile, educazione civica all'interno della scuola, oltre che formazione, scuola, lavoro, facciamo scuola e servizio civile. Allora, il coordinamento provinciale, no, del volontariato, assieme dentro al centro di servizi, ha uno sportello, no, scuola e volontariato, dove dentro le scuole ci sono dei progetti che vanno all'indirizzo di attivare i giovani dentro all'ambito sociale. Noi stessi, anche Contea, ha prodotto questi progetti. Noi ne abbiamo, parlo per noi, ne abbiamo sospeso uno causa Covid, 3 anni or sono, che era un progetto bilaterale con la Camera di Commercio di Treviso che metteva assieme i giovani e le persone anziane, cioè giovani che incontrano gli anziani e vanno a vedere i loro bisogni attraverso il mondo del volontariato come mezzo operativo, andavano a progettare delle soluzioni, comunque cercavano delle soluzioni da proporre per poter aiutare la nostra società più anziana. Vengo con Criveller quando dice che i giovani ci sono, no? E che noi anziani facciamo un po' tutto. Nella sintesi lui andava un po' là. Dobbiamo dire una cosa, che perché i giovani ci siano, noi con il nostro bagaglio di esperienza, noi pensionati, noi persone più adulte, abbiamo, no, la benzina e quel carburante adeguato, no, quel carburante positivo per poterli aiutare, per poter guidare questa, per poter aiutare e dare questo carburante a quella locomotiva che incentiva l'attività dei giovani. L'associazione Contea ha sei persone che mi manda, che abbiamo una convenzione con il Tribunale Penale di Treviso, per le persone che hanno dei debiti con la società, va bene? Ecco, sono socialmente utili, collaborano con noi e devo dire che su 6 che ne ho sono quasi tutti giovani sotto i 40 anni, che hanno dei debiti con il sistema o per problemi stradali sulla strada, cioè al codice, no, la strada al codice, ecco, di alcol o altre cose, sono quasi tutti quelli. Noi lo facciamo perché come pensionati, come associazione dentro al volontariato ci dedichiamo a questo. Ne ho uno addirittura che mi viene... Antoniazzi, apriamo una parentesi, anch'io faccio questo, Antoniazzi, ma è perché lo prevede la legge? Ma io non voglio fare quello che prevede la legge, lo faccio già. È inutile che abbiamo i progetti se poi non abbiamo i volontari giovani, Antoniazzi, è inutile che ce la giriamo. È inutile presentare progetti se poi ho tutte le associazioni di volontariato che cercano giovani perché non li hanno. C'è qualcosa sul mondo animale e basta. Vuol dire che sono progetti che hanno fatto fiasco oppure che non hanno fatto sinergia e non hanno incontrato i giovani perché non ci sono. Loro sono stanchi di progetti, loro vogliono emozioni forti. Domani ditelo, io non ci sarò perché sono qua e non verrò a quel tavolo, anzi sono contenta anche di non venire perché sennò mi caccerebbero fuori subito, so già come andrebbe a finire. È inutile presentare progetti, le scuole sono strapiene di progetti e non esce un ragazzo da scuola, a scuola fanno tutto, fanno gli orti, fanno tutto perché il ragazzo deve stare là, no, il ragazzo deve uscire, Antoniazzi, lo dico anche a Criveller, ha bisogno di emozionarsi, ha bisogno di toccare con mano quella che è la realtà. Sono stanchi della lezioncina in classe, non ha prodotto i risultati la lezioncina in classe, non li ha prodotti, non abbiamo giovani nel mondo del volontariato. È inutile che continuiamo a dire ci sono i progetti, ci sono, ma se non ci conosciamo neppure tra di noi, Antoniazzi, l'ha detto anche lei, tra associazioni di volontariato, come fanno a conoscerci questi giovani? Ma non lo vedete che vogliono essere loro i protagonisti? Vogliono sbagliare, per carità, ma facciamoli provare.
Questo è quello che non vogliono fare, perché hanno paura dei giovani. Io dico che dobbiamo dare il voto ai sedicenni, come lo fanno in altri paesi. In Grecia lo danno ai 17, la Germania l'altro giorno l'ha dato ai sedicenni. Qui hanno paura dei giovani, perché i giovani possono cambiare il mondo, caro Antoniazzi, e questo fa paura, per questo ci tengono divisi. E lo dica domani se ha il coraggio di dire quello che ha sentito qui. Criveler. Allora, domani ci sarò anch'io. Bravo, allora anche lei, Criveler, lo dica quello che penso. Porterò i cose. Bravo. No, è chiaro, c'è un tema, comunque hai detto le cose in maniera molto diretta, ma hai detto le cose sostanziali. C'è un tema però nelle scuole, da quello che capisco, da quello che anche se, e cioè c'è un tema che, per esempio, anche la conoscenza della storia recente sarebbe essenziale per i giovani, e ancora oggi nelle superiori si arriva sì e no alla prima guerra mondiale o poco dopo. Quindi c'è uno sforzo che deve essere fatto dalla scuola, tutti, dai dirigenti al ministero agli insegnanti, perché magari si screma un po' tutto quello che riguarda i millenni precedenti, che tutto è importante per carità, e si arrivi almeno verso la fine del secolo scorso, perché altrimenti i nostri ragazzi non sanno neanche niente di quello che è successo dalla seconda guerra mondiale in poi. Che abbiamo visto attenzione, stamattina. non sanno nulla. Non sanno nulla, e questo è il dramma. Ecco. Poi posso aggiungere una cosa che riguarda gli anziani, ma che per esempio noi con l'associazione Il Coordinamento Volontariato Treviso Sud stiamo facendo, che siamo partiti, e sono orgoglioso anche di questo. Stiamo facendo un servizio di ascolto rivolto alle persone sole, anziane ma non solo sole, e ce ne sono tantissime, e di conversazione telefonica e anche a tu per tu. Siamo partiti con questa iniziativa 1 anno e mezzo, 2 anni fa, e oggi la stiamo portando avanti, e posso dirti che è una cosa che si sta rivelando assolutamente importante, e quindi sono orgoglioso anche di questo. Maurizio D'Adolo, vai Maurizio, veloce. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e complimenti, perché seguirti è veramente un piacere. Grazie. Niente, io sinceramente volevo esprimere un piccolo pensiero, ma proprio piccolo. Si parla tanto di mancanza di fondi, questi politici si riempiono la bocca se mancano i fondi, mancano i fondi per salvare la Grecia, però ci sono i fondi per finanziare una guerra o per pagarsi i loro super stipendi. Il dato preoccupante, al di là dei giovani che nel nostro paese sono sottovalutati, il dato preoccupante sono anche le elezioni europee. La Meloni che dice il popolo italiano mi ha votato non è vero, perché se andiamo a guardare i dati, solo il 13,80% ha votato la Meloni, cioè su 100 13,80 hanno votato lei, 4,8 hanno votato il Movimento 5 Stelle, l'11% ha votato, ed è preoccupante perché ha vinto un 51,66 di astensionismo. Significa che il popolo si sta letteralmente allontanando dalla politica, dato preoccupante anche per gli analisti. I nostri giovani, loro non possono, meglio mantenere un popolo nell'ignoranza, e a loro fa piacere, è meglio creare disappunti tra noi cittadini, e a loro fa piacere, perché si arricchiscono sempre di più, non pagano mai. Loro devono dare conto di come vengono spesi i miei soldi da contribuente. Non devo essere io a dichiarare se spendo 100 euro dal meccanico, ma loro, e io non gli ho mai detto di guadagnare 20.000 euro al mese, non gli ho mai detto di prendere la pensione dopo 5 anni, non gli ho mai detto di pagare una guerra, non gli ho mai detto, se i miei figli a casa muoiono di fame, io non aiuto gli altri perché prima vengono i miei figli. Questo concetto, secondo me, deve essere mantenuto anche dai politici. Se il popolo italiano è stremato, e il dato è ben evidente, prima viene il popolo italiano, poi per carità di Dio, se c'è la possibilità, si aiuta qualche altro paese, ma è inammissibile tutto questo, e non credo che la soluzione migliore è continuare a ignorare. Sveglia Veneti, sveglia cittadini, è un dato di fatto, bisogna che ci svegliamo, e tanti si sono svegliati, 51,66. Significa che hanno mandato a quel paese tutta la classe politica italiana, che fa pena. Grazie, abbiamo sentito anche le riflessioni di Maurizio D'Adolo. Allora io saluto Marcello Criveler, coordinatore provinciale Cupra Treviso, coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo. Saluto da Conegliano anche Giancarlo Antoniazzi, associazione Contea Conegliano, tutte le età attive. Ecco, io penso che domani potrete dire tante cose a questo tavolo
ecco, non so se riporterete quello che ha detto Mirella. Mirella è molto diretta, loro sanno come la pensano, tanto è vero che non mi vedono per niente bene all'interno di questi tavoli, anzi se non partecipo penso che suonino le bande di tutti i paesi, perché purtroppo la verità fa male. Siccome la verità è quella che vi ho detto, perché sapete che è quella, ecco, questo qua è chiaro, questi soldi sono chiari. Capisce Antoniazzi che io non posso ricevere dall'Associazione Volontari Insieme una locandina che parla di seno, di mammografia, lasciamolo fare a chi di dovere, che ne abbiamo tanti, e noi cerchiamo di fare Volontari Insieme, che secondo me è tutta un'altra cosa. Capisce che sono stanca di queste locandine che non ci riguardano, che non ci mettono assieme e che non fanno il bene del territorio. Grazie Antoniazzi, grazie Criveller, grazie a te, grazie alla a tutti. prossima pubblicità. Grazie a lei, buona giornata. Prego. Quanto guadagna un europarlamentare? Guadagna in Italia circa 18.000 euro al mese, 18.000 euro al mese, considerando tutte le voci, che qui ce ne sono tantissime, ad esempio un stipendio base, quindi piccolo, no? 10.000 euro lordi al mese, oppure ricevono un'indennità mensile di 4.950 euro per spese generali, come affitto di uffici, attrezzature, telefoni, eccetera, poverini, perché non ce la fanno, no? E per di aiuti. E la diaria giornaliera per vitto, alloggio, altre spese, 350 euro al giorno, che può arrivare a circa 5.250 euro al mese se si partecipa a tutte le sedute, quindi neanche gli aiuti, gli incentivi. Poi vengono rimborsati, perché poverini, i viaggi, il lavoro, treni, aerei, tutti i vari percorsi, alla fine, ecco, del mandato una buona uscita, perché Iga lavora tanto, di un mese, ecco, di stipendio per ogni anno di servizio. Quindi questi ha vinto già la lotteria, i gratta e vinci, no? Sì, gli ha aggiunto 300.000 euro. Ogni europarlamentare ha a disposizione più di 28.000 euro al mese per il proprio staff. Inoltre, appunto al compimento dei 63 anni, peccato che il popolo va in pensione a 69 anni quasi, ma questi va in pensione anche prima, non so se... a 63 anni un europarlamentare che va in pensione ha diritto a una pensione integrativa almeno di 1.750 euro lordi al mese per chi ha svolto appunto un mandato quinquennale. Quinquennale, esatto. Poi la tassazione più favorevoli, ecco, rispetto all'Italia, fa sì che parità e stipendio lordo, il netto di un europarlamentare è circa del 50% di più di quello di un parlamentare italiano. Però vi presento subito Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessaldo, Santa Maria di Campagna e Sant'Anastasio, che ha letto questo importante documento, perché questa è la verità. Saluto anche Anna Albarello Baschirotto, da Vicenza, collegata con noi, cofondatrice Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto. Grazie. Buongiorno, Anna, Mirella, di essere qui. Ecco, sono numeri che fanno pensare, però il don, per non farci troppo male, ma Mirella l'aveva letto bene, non ha letto una cosa importante. Vengono rimborsati i viaggi di lavoro in business class, sì, e i 2/3 delle spese mediche. Allora, buongiorno ai miei ospiti. Perché Don ho fatto leggere a lei questi numeri, da sapere che numeri abbiamo anche qui in Italia, con i nostri parlamentari, perché non è che sia molto diverso, ricordatevelo. Ma soprattutto vorrei capire come si può spiegare al popolo che muore di fame, che non riesce a la pensione minima, ecco, che non cerca lavoro, alla pensione che si va a 69 anni, esatto, e loro a 63, anzi con la pensione integrativa. Perché non lo spiegano i nostri parlamentari europei, quelli che adesso sono venuti a casa? A chi fa lavori pesanti anche fisicamente li mandi in pensione a 70 anni. Questi potrebbero... e dopo il problema è anche questo, cioè quando si vedono queste reazioni in pubblico tu hai un ruolo pubblico, quindi prendersi a botte, il termine giusto, se andate a vedere il vocabolario, cosa vuol dire il termine criminale? Criminale è colui che mette in pericolo la vita del singolo o della collettività.
I parlamentari che fanno baruffa sono dei criminali perché mettono in pericolo tutta la collettività, perché i giovani, adolescenti, visto che si parla tanto di baby gang, tutti ora si sentono autorizzati a fare rissa in ospedali, negli eventi pubblici, perché loro pubblicamente l'hanno fatto. Quindi per avere giustizia posso farlo anch'io. E adesso avete anche il coraggio di fare una marcia, ma vergognatevi, si fa marcia in piazza. Ah, bravi, perché avete avuto ragione. No, allora, quindi per me chi va in piazza è criminale, punto. Entonces, poi fa la manifestazione contro il governo perché oggi abbiamo legalizzato la criminalità anche in piazza, che la faranno. L'hanno fatta dentro Don Gazelli, lei è un padre, è uno che predica la pace, è il comportamento che deve tenere una persona cosiddetta civile. Esatto. Ma queste persone che abbiamo visto con questi comportamenti sono padri di famiglia, sono mariti, compagni. Ecco, come si spiega? Ecco, come si spiega questo esempio dopo che noi assistiamo a questi femminicidi, a queste donne massacrate di botte? Tanto è vero che gli addetti ai lavori dicono, guardate, che sono dei colletti bianchi, persone anche al di sopra di ogni sospetto, manager, ecco, di fronte poi all'evidenza che abbiamo visto. Anzi, lo chiedo alla nostra Anna Albarello Baschilotto come donna, ecco, il rispetto della donna, il rispetto delle istituzioni, l'etica. Prego, Anna Baschilotto. Carissima Mirella, intanto grazie dell'invito. Ecco, vedere quelle immagini ha fatto male veramente a tutti, a noi particolarmente, e crediamo sia stato veramente antieducativo, anticivico, veramente un comportamento da stigmatizzare, e sarebbero veramente da espellere queste persone che hanno fatto queste risse all'interno del governo, da espellere e da non riammettere mai più in queste aule, perché questo non è un esempio che si dà alla popolazione. Ecco. Pertanto diciamo, con tutto quello che si sente giustamente, come è stato detto da Don Maurizio e da te Mirella, tutto questo veramente non ha senso, è solo un pessimo esempio per i giovani, per chi si sta impegnando veramente, per chi crede nelle istituzioni e per chi si occupa di volontariato e dedica la sua vita a missioni importanti come quella di Don Maurizio e devo dire anche la nostra. Abbiamo Maurizio da Conserve, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno a Don Maurizio, se non ho capito male. Don Mauro e alla signora Baschilotto. Ecco. Allora, padre, lei ha toccato un tasto molto ma molto dolente. Allora, che io condivido con le cose pienamente. Allora, da anni i politici praticamente si difendono l'uno con l'altro, praticamente si mettono dei soldi eccetera per andare in pensione con delle pensioni faraoniche, mentre io non so, padre, non so neanche se io ci arrivo alla pensione, cioè, mettiamoci in testa questo, non so neanche se la vedrò, ok? Ecco, comunque detto questo, ci sono tante schifezze che ho visto fino adesso in televisione, basta guardare la rissa che è successa ieri, l'altro ieri, adesso non so, cioè, ma noi dobbiamo pagare, Mirella, dobbiamo pagare quelle persone lì, perché alla fine sono pagati quei soldi nostri del cittadino pubblico, sti quattro mentecati che sono lì, ok, che ci dovrebbero rappresentare, invece non ci rappresentano. Comunque chiudo dicendo, padre, che un altro cattivo esempio è la signorina Salis, ok, che ha delle condanne, ecco, è stata eletta in Parlamento, io non ho parole, ok? Vi lascio a voi il commento. Buona giornata a tutti, grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Maurizio, prego. Sì, mi permetto di fare una constatazione locale. Oggi, cioè fino a pochi decenni fa, tu ti facevi una domanda, vedevi le liste dei candidati, che fossero le comunali, eccetera, dicevi, questa persona che competenze ha? Che esperienze ha? Non guardavi questa persona è simpatica o no. Oggi permane il criterio di scelta, questa persona le come mi. Allora, queste false forme di umiltà, di dire che il parlamentare è come me, e questo errore spesso lo fanno anche noi sacerdoti
o qualche vescovo, no? Bisogna essere semplici con la gente perché, calma, un conto l'umiltà e non sentirsi sopra gli altri, essere umili nel proprio ruolo. È un conto fare finta di essere umili quando io in realtà sono finto umile perché non so parlare, non ho competenze. Cioè, a me è capitato un assessore in un comune, assessore alla cultura, ma se non hai mai fatto un esame di storia in vita tua. Assessore della cultura di cosa? Quindi oggi rischiamo, conclusione, chi si candida bisogna accontentarsi di chi si mette a disposizione. Così l'asticella la stiamo abbassando. Le persone che hanno un po' di cultura e anche di esperienza di lavoro non si candidano. Ecco che abbiamo difficoltà enormi a trovare persone non solo nelle parrocchie volontariato, ma anche nel sociale e quindi a livello locale facciamo fatica a avere un ricambio. Quindi se tu non fai esperienza politica nel tuo paese, come fai a finire dopo in Parlamento? Quindi, conclusione, a Roma è tutto un'amicizia. Tu sei mia compagna di scuola, compagno di scuola, e io sono già parlamentare e ti tiro dentro. Oppure tra familiari, no? E se siamo dentro a questo circolo vizioso e troveremo sempre... Quindi non solo la gente non va a votare, ma non avremo ricambio. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno Don Mauro. Franco, buongiorno. La ringrazio Don Mauro per le sue parole che sono sempre perfette e chiarissime. Ecco, Mirella, avete letto tutti questi dati di europarlamentari, però io un'altra cosa, si ricorda Mirella 3 anni fa, 2 o 3 anni fa, quando è venuto fuori il 110 che non ne sapeva nessuno, io ho chiamato subito lei. Lì sa che voragini hanno fatto là, signora Mirella? Perché hanno messo a posto alle case i ricchi e i poveri devono farci il mutuo e comprarle. Ecco, ma non sarebbe niente quelli che hanno anche speso i soldi, Mirella, per fare le case lì, bene o male le hanno fatte, e quelli che hanno fatto solo le carte e che hanno portato via i soldi, quindi verranno puniti. E quanti sono di quelli? Si immagini che montagna di soldi. Comunque grazie, buon lavoro, grazie Don Mauro sempre per la sua chiarezza. Ciao Franco, grazie. Buon lavoro Don Mauro. Grazie a Gianfranco Valeri, invece andiamo a toccare la realtà, quella che tocca con mano tutti i giorni. Anna Albarello Baschirotto, questa fondatrice Malattie Rare Mauro Baschirotto, andiamo a vedere questo video che ha mandato di questa bambina in ospedale, poi lo commentiamo, andiamo a vedere. Vai. Anna, io intanto saluto Giada e ti prego, che non mi sono dimenticata di sicuro, ma sono veramente stata molto impegnata. In qualche maniera riuscirò a contattare. Chi è che stiamo vedendo, Anna? Stiamo vedendo Giada, che è tornata ieri dall'ospedale, dove ha fatto, credo, l'11° intervento, guarda, non riesco nemmeno più a contarli, per la terapia del neomelanocitico congenito gigante, da cui diciamo è affetta fin dalla nascita. È una bambina stupenda, adesso è anche molto cresciuta, molto intelligente, vivacissima, e pian piano la sua pelle, tutta nera per questo enorme, diciamo, problema proprio che lei ha, pian piano si sta ritornando a pezzettini con questi interventi di cui tu conosci l'importanza e anche, diciamo, le sofferenze che comportano, che sono degli espansori che vengono posti all'interno di piccoli pezzi di cute per espanderli, rendere la cute sana, ampia, e poter coprire dei pezzi di cute malata affetta da nevo con questa parte. L'intervento, cioè il posizionamento diciamo, di questi espansori è doloroso, dura per parecchio tempo finché la cute proprio si espande,
e dopo c'è un secondo intervento per, diciamo, toglierli e mettere la cute sana espansa al posto della cute malata, ecco. E Giada si sta sottoponendo, come altri bambini, a questi interventi che al momento sono l'unica possibilità di diciamo, dare una forma di terapia, diciamo, alla questa cute così malata, dove c'è la presenza di un nevo al momento benigno, ma che potrebbe in qualche modo portare verso anche un melanoma. Allora, questo succede, Anna, perché la scienza e la ricerca, ecco, sono arrivati a dare la possibilità a questa bambina e a questi bambini di riuscire a vincere questa malattia, questo male terribile e doloroso. Ma secondo te, Anna, dopo tanti anni di battaglie, tu che per vincere una borsa di studio della ricerca hai dovuto portare questo studio in America, dove in America è stato valutato nella maniera giusta e vi ha premiato. In Italia non l'avevano neppure, non si erano neppure degnati di capire cos'era scritto, anzi l'avevano bocciato, non interessava. Cosa vuoi dire questa mattina, dopo che il Don ha letto queste cifre, di queste persone che magari vogliono farvi anche la predica? Ma cosa vuole questa Baschirotto? Ma chi crede di essere questa Baschirotto? Ma chi se ne frega di quello che fa Baschirotto? Abbiamo fiori di ospedali che fanno questo. Prego, Anna. Ecco, sì, Mirella, perché non si sa, non si conosce la realtà delle malattie rare, che sono 8.000 malattie diverse una dall'altra, che colpiscono una fetta limitata della popolazione, però in tutte le parti del mondo, e che però, diciamo, sono isolati, vivono una situazione di grande isolamento, di poche conoscenze, di mancata diagnosi in molti casi e anche e soprattutto di mancanza di assistenza e di terapia. Allora, diciamo, l'esempio che tu hai fatto, per esempio, del progetto sempre in ambito oncogenetico della fibromatosi desmoide aggressiva, che ha avuto i finanziamenti dall'America e dove sono anche molto severi, questo è un esempio lampante di quanto poco sia conosciuta la malattia nel nostro Stato, ma anche di quanto si sottovaluti il problema. Di quanto si sottovaluti, anche se una grande fetta della popolazione, appunto, essendo 8.000, fa esperienze di queste malattie. Ma non solo, prima mi pareva, diciamo, che quindi mancanza di ricerca senz'altro, quindi devi andare con fondi privati e comunque se no andare ad attingere all'estero. Ma poi c'è qualcosa di più che vorrei anche dirti. Avrai letto i messaggi e gli appelli che abbiamo mandato via in quest'ultimo periodo, soprattutto mio marito Giuseppe, che è il presidente della nostra realtà, della nostra fondazione. E noi, diciamo, si accennava al discorso del 110, no? Ecco, per le onlus era stata lasciata questa possibilità di accedere al 110 per le proprie strutture. Esatto. Eravamo pronti con tutto, ma all'ultimo decreto di Pasqua, uovo di Pasqua, è stato tutto bloccato. Ecco, infatti ti ho invitato apposta, Anna, dopo gli appelli che tu mi hai mandato. Come vedi, ecco, io li faccio in diretta questi appelli, perché adesso si sta insediando anche un nuovo Parlamento in Europa. Là ci sono i soldi, perché è inutile che ce la giriamo. Condannano l'Europa, ma se non arrivavano i soldi del PNR, non avevamo neanche gli occhi da piangere, esatto, noi. Esatto. Ecco, dovremmo anche restituirli, ma hanno salvato tantissimo l'Italia, esatto, e se no non so che fine avremmo fatto. Ecco, e sono gli stessi che condannano, che però ricevono questi soldi e là facevano a gara per riuscire a prenderli. Abbiamo Claudio da Marano, poi andiamo da Don Gazelli. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Innanzitutto volevo parlare delle elezioni e tanto per dirla in modo semplice, voi camminate per la strada, contate 100 persone che votano, che anche possono votare in Italia, e di queste 100 persone prendete 13 persone, quelle hanno votato Meloni. Altre 5 persone hanno votato Movimento 5 Stelle
eccetera, eccetera. Cioè praticamente nei aventi diritti al voto siamo proprio a livelli impensabili di percentuali che votano, quindi si lascia governare delle persone che non se lo meriterebbero e sono quelli che si astengono. Poi per quanto riguarda quello che è successo alla Camera, non penso che uno che vuole dare una bandiera a un altro sia di fare un atto di violenza. Non lo vedo un atto di violenza, piuttosto vedo un atto di violenza nel momento in cui l'hanno tirato via, non è successo niente, però l'atto di violenza io l'ho visto su quello che è arrivato, che si è buttato sopra le schiene degli altri e chiaramente dava dei pugni. E se c'è da andare a manifestare, di sicuro non si può dire non manifestate. Chi vuole manifestare su una cosa è libero di farla in Italia. Un'altra cosa, per quanto riguarda i soldi, il mondo ha 200.000 miliardi di dollari di debito, fra debiti degli stati e debiti dei privati. Di questi 200.000 miliardi di debiti, 44.000 miliardi sono degli stati di dollari. Gli altri 150.000 miliardi sono dei privati. Però il PIL è 3 volte cioè praticamente dovremmo lavorare 3 volte di più per riuscire a compensare questo debito. Allora, cos'è che non va? Qualcosa non va, oppure non tutto ci dicono, perché in teoria dovremmo avere tutti gli stati, tutta la gente dovrebbe aver dichiarato fallimento. Allora qua quello che interessa di più alle banche e agli stati che appoggiano le banche e ai governi che appoggiano i banchieri ricchi è avere la gente attaccata alla catena. Non interessa, se noi arriviamo a quei soldi e paghiamo 200.000 miliardi di debito, quasi quasi ti dicono anche di no, perché a loro interessa di più avere la gente schiava. Buona giornata signori. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio da Marano Vicentino, allora adesso andiamo a vedere questo video che ha mandato Don Gazzelli, popolo di emigrati. Andiamo a vedere, poi lo commentiamo. Anni 50, anni 60, quanti giovani partivano? Prima per la guerra, poi per l'immigrazione. Fra 20 anni Italia, Europa, paese solo di vecchi. Quindi siamo vecchi e allora diventeremo poveri. Dove sono le risorse dei nostri? Quanti giovani sabato e domenica non vogliono lavorare perché devono divertirsi? Mi sembra che le condizioni sono qui per morire di fame. Ecco qui la nostra immigrazione, quanti giovani prima morti sotto le armi e poi morti di lavoro nell'immigrazione negli anni 50 e 60. Avete letto la nostra targa qui? Dal 1950 al 53 un paese di 6.000 abitanti viene dimezzato. 3.000 persone vanno via, emigrate, cesaltine appunto. E fino oltre il 63, per 15 anni, dopo il 53, ancora famiglie che partono. Una persona di 88 anni mi ha detto: Don Mauro, 15 anni ho fatto in Svizzera, le case qui le abbiamo costruite noi emigrati, noi abbiamo costruito le nostre case. Ecco, questo patrimonio i nostri giovani oggi non lo sanno. Questa è la storia, la provocazione è proprio questa allora. Perché tu Stato stai sputando sopra, stai distruggendo il patrimonio. Io ho una casa in centro storico dei miei genitori, non vale niente perché non è green. Allora attenzione. Forse anche noi italiani dobbiamo emigrare di nuovo, ci state portando alla fame, alla distruzione dei nostri sacrifici. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che svegliamoci fuori, cioè valorizziamo il nostro patrimonio che abbiamo creato. I nostri immigrati lo dicono. Se noi 70 anni fa non partivamo, cari italiani, morti di fame saremo. Il nostro patrimonio, la ricchezza, perché anche noi siamo stati immigrati. D'accordo, c'è questa immigrazione selvaggia, fatica a gestirla, queste povere persone, queste così umiliate, però attenzione, ricordati italiano che anche tu sei stato immigrato
e ricordiamoci che abbiamo un grande patrimonio da salvare e non da squalificare perché non è green, quindi valorizziamo. Quindi perché abbiamo le tasse sulla prima casa? Perché disprezziamo il lavoro dei nostri immigrati. Alessandro comunque qui, Cristofoletti, si è unito e in Argentina ha creato anche delle strutture per i fragili, i deboli, un ospedale, c'è qualcosa di dedicato a lui. Ecco, il prendersi cura dei più deboli. Anche noi italiani, se facciamo memoria della nostra immigrazione, ci prendiamo cura di coloro che sono più fragili e deboli. Allora, Don, mi permetto di dire quello che penso e non sono d'accordo su quello che ha detto lei, che i giovani vogliono solo divertirsi il sabato e la domenica e non lavorare. Sì, ci sono anche quelli, ma ci sono anche tanti giovani che hanno aderito al servizio civile e nessuno li aveva mai chiamati prima. Finalmente si sono resi conto che ci sono anche giovani che hanno voglia di dare il loro contributo per migliorare la qualità. E ci sono anche giovani che hanno studiato e non intendono essere sfruttati a 1.500 euro al mese, con orari insopportabili, perché questa è la verità, devono pagarsi vitto e alloggio, devono vivere, e questo non lo dice nessuno. Siccome non sono più come gli immigrati di una volta, anche se abbiamo una immigrazione molto grande di giovani che se ne sta andando, perché non è riconosciuto lo studio e la fatica che hanno fatto, forse dobbiamo anche smettere di dire che i giovani non hanno voglia di fare niente. Non da lei, di sicuro non lo deve assolutamente dire, anche perché lei vive col mondo dei giovani e penso che sia una delle parrocchie dove veramente si tocca con mano quello che è anche il volontariato giovanile. Prego, Don. Sì, la realtà è complessa perché, ripeto, ci sono giovani, è vero, che si hanno da fare e i stipendi è tutto un po' veramente sempre più stretto, sfruttati, tanto sanno che la lista fuori è grande, gente che fa mostre delle macchine al centro commerciale, oggi sono da noi, domani sono a Marcon, domani sono a Trieste, e uno con un ritmo del genere dura un anno o due, poi non ce la fa più così. Però poi è anche vero lo stile di vita, io ho anche giovani, la fascia di 20 anni, che anche lì però non è che sono tanto abituati a pensare al futuro, a risparmiare, quindi loro guadagnano, spendono e spesso nelle aziende abbiamo anche, perché poi si ripercuote lo stile di vita e il comportamento, quindi i ragazzi che poi in azienda non è che sono tanto capaci di darsi da fare, quindi da un lato sono sfruttati chi ha buona volontà, dall'altro lato però è una realtà complessa quella giovanile, ne abbiamo un po' di tutti i colori, ecco. C'è da dire, a proposito, quello che diceva anche prima la signora, che in Italia c'è anche questa cosa che non ne parliamo. Certi farmaci, guarda caso, in Repubblica di San Marino e in Vaticano per le malattie rari li trovi. Nelle farmacie italiane no. Perché? Perché una repubblica come San Marino o la città del Vaticano riesce a lavorare e a farsi avere certe cose che non abbiamo. Per cui il terzo settore l'abbiamo completamente squalificato. Tutti eravamo pronti con dei progetti verso i più deboli, i più fragili. Per cui anche questi immigrati italiani, oggi l'anziano che ha lavorato una vita, anziani poi finiti in miniera, prima hanno venuti a casa salvi dalla guerra, dopo la seconda guerra mondiale partiti come immigrati. Oggi alcuni di questi sono 88-90 anni e si trovano senza un aiuto di assistenza e vivono con una pensione minima. Quindi veramente la realtà, ripeto, verso i più deboli, i più fragili è sempre peggio. Sentiamo Anna Baschirotto, i giovani e il mondo delle malattie rare, del volontariato, quello che vede Anna Baschirotto, dove all'interno di questa meravigliosa struttura Mauro Baschirotto, io ho visto anche tanti giovani, tante scuole che vanno a vedere perché li intrigate, perché si rendono anche protagonisti quel giorno. Prego. Certo, sì. Diciamo, a noi tocchiamo con mano il mondo dei giovani, anche perché diamo la possibilità ogni anno alle scolaresche, alle classi, soprattutto del settore scientifico e anche biologico, diciamo, di venire a visitare i nostri laboratori, di interagire con i nostri ricercatori e quindi di toccare con mano una realtà, diciamo, che è quella che probabilmente affronteranno in futuro, no? E che comunque hanno in qualche modo studiato dal punto di vista soprattutto teorico, senza un approccio concreto, tranne alcune scuole, diciamo, tecnico-biologiche dove c'è anche del laboratorio. Ma dirò di più,
Noi abbiamo anche degli studenti, diciamo, di biologia, per esempio, che chiedono di venire a laurearsi qui da noi, in collaborazione con le università, proprio per la nostra realtà, proprio per quello che trattiamo, proprio per il servizio che diamo alle persone con malattie rare, no? All'interno anche del nostro laboratorio. E dopo devo dire che c'è una realtà di persone preparatissime che vogliono laurearsi o avere un dottorato di ricerca, continuare a studiare e fanno un lavoro, no? Per potersi mantenere o nelle pizzerie o nei bar. Conosciamo moltissime persone, maschi e femmine, che si mantengono finché non hanno una borsa di studio, finché non riescono ad avere un'occupazione stabile, e questo fa molto onore. Quindi sono giovani determinati, sono giovani che il sabato e la domenica vanno a lavorare per mantenersi agli studi. Ecco, questa è una realtà che noi tocchiamo con mano. Certo, ci sono anche le persone che hanno, diciamo, uno stile di vita diverso, come diceva prima Don Mauro, però io devo dire nel mondo i giovani sono molto motivati. Ci sono delle ricercatrici molto brave nelle università che rimangono con una piccola borsa di studio fino a 40-45 anni, anche di veramente. E noi... Per essere messa di ruolo quella ragazza, quella ricercatrice ha dovuto scoprire una cosa del Covid, si ricorda Anna? Sì, ti ricordi? Certo. Perché sennò sarebbe rimasta sempre là. Fermo un attimo perché abbiamo una telefonata, sennò cade la linea. Leone da Trebasele, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto io. Allora, prima si è parlato di questo immenso debito che c'è nel mondo, e però non si parla mai di tutte i soldi che vanno spesi per queste armi che vanno distrutte come caramelle, cioè questi droni che mandano adesso in Russia e ci li mandano qua, hanno un costo immenso e vanno sparati così come se fosse niente, e sono le guerre che hanno causato tutti questi debiti. E poi in questo paese c'è un debito pubblico immenso e non facciamo niente per ridurlo. Ci sono degli sperperi enormi e per ridurre gli sperperi. Parlando dell'estero, siccome io ho fatto l'emigrante, devo dire che noi italiani non siamo maltrattati solo in Italia, siamo maltrattati anche all'estero, perché i nostri consolati non sono posti di educati, non sono posti che ci trattano come sono gli altri paesi europei. Per esempio, questa Ilaria Salis, che ha avuto questo problema in Ungheria, ha fatto questa manifestazione assieme a due tedeschi. I tedeschi sono stati processati subito, hanno pagato quello che dovevano pagare e sono stati liberati subito. Vuol dire che la Germania si occupa dei tedeschi, ma l'Italia non si occupa degli italiani, perché se non fosse stato il padre di Ilaria a chiamare i giornalisti a fare il polverone, lei sarebbe ancora lì in carcere. Cioè noi all'estero non siamo ricordati dall'Italia, cioè tu hai questi consolati che non funzionano, con una maleducazione immensa. Io voglio dire e ridire, adesso io sono 40 anni che sono tornato, però quando ero all'estero, se sono stato maltrattato, ogni qualvolta sono andato in un consolato italiano. Ciao Mirella, grazie. Mi viene da sorridere Leone, perché in effetti parliamo di risse alla fine, esatto. Parliamo di risse, perché non ha ucciso nessuno, hanno fatto una rissa, sono stati presi, catturati. Ma vorrei vedere la rissa di ieri, se cambia qualcosa da quella che abbiamo visto, e se a queste persone che si sono comportate così avessero fatto lo stesso trattamento, visto che sono quelle che condannano quello che ha fatto questa ragazza, che alla fine era una rissa, perché sono stati imprigionati per quello, o sbaglio? Non sembra che ci siano morti dentro, era una rissa. Neanche feriti gravi. E sono quelli che condannano questa persona, sono gli stessi poi che abbiamo visto a fare questa rissa, che è una cosa proprio vergognosa,
per il luogo dove è stata fatta. Ma anche perché mi pare che sono andati in un pronto soccorso e hanno detto che non era grave, poi hanno trovato l'altro pronto soccorso che ha scritto che aveva tante botte. Ma a parte quello, stiamo parlando di risse. Adesso non so, sono 3 pugni, 2 pugni. Appunto. È il punto cruciale è lo stile. di dove viene fatto questa aggressione, il luogo. Esatto. Questo dobbiamo capire, di cosa stiamo parlando, perché non si può sempre spostare il cerino, perché quello che abbiamo visto ieri è inaudito. Sì, ma il grave è che ieri ho visto dei servizi in altre reti e subito abbiamo fatto l'elenco che anche altri stati fanno così, come per dire allora in Italia, dai, cosa volete fare tante storie? Non è mica grave. Sì, ma però dobbiamo fare anche il nome di questi stati, che stati sono. Appunto. No, bisognerebbe anche fare i nomi se vogliamo fare il paragone. Ma ieri l'hanno detto. Stiamo parlando di terzo mondo o sbaglio? Appunto. No, perché, e quindi ieri l'Italia è stata paragonata al terzo mondo nel grappolo degli stati che in Parlamento si azzuffano. Senta Dom, ma lei in confessionale, per carità non voglio mica sapere cosa le dicono, ma basta non dire il nome. Ecco, però riescono almeno a capire il buon senso, a pentirsi delle azioni che fanno? Oppure quando vengono in confessionale magari parlano di peri, di pomi, di patate, di banane? Certamente la confessione si vede la differenza quando una persona vive uno stile di vita, di preghiera, di meditazione, eccetera. Bene. Però dove sta il problema? Che oggi, anche in confessionale, a volte si respira un'aria della legge della giungla. Cioè dove uno dice, ma io mi sono difeso, quindi non ho colpa, ma io ho i miei diritti. E io dico sempre, e i doveri? Tu non hai solo i diritti, hai anche il dovere di, se sei madre, padre di famiglia, studente, eccetera, in base alla tua stagione di vita, no? In base alla stagione di vita tu hai dei doveri. Anche in confessionale c'è il rischio che prevalgono i diritti. Il problema è che oggi non abbiamo più i doveri. E quindi certo che anche qui diminuisce il senso di colpa, perché tutto si fa l'esame che si sentono protetti, che hanno questa immunità parlamentare. No, perché parliamone di questa cosa. Vi lancio una provocazione. Guardate che le atrocità di guerra, i criminali di guerra del nazismo, eccetera, abbiamo fatto studi enormi. Qualcuno ha detto, come fa un uomo a fare atrocità verso un'altra persona, essere esecutore così freddo? L'unica risposta che abbiamo è quando una persona assume una divisa, perde la realtà di se stesso. Queste persone sono lì e il ruolo gli fa staccare tutta la realtà della vita. Quindi loro dicono, noi abbiamo i migliori avvocati, io ho le conoscenze, io ho lo stipendio, io ho le agevolazioni. Io ho la politica che mi protegge. E sono onnipotente. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al Don... non mi ricordo mai. Scusi? Don Mauro. Don Mauro. Allora Don Mauro, io ho detto ancora in televisione dalla Mirella che il cardinale Bertone abita in un palazzo a San Carlo poco inferiore di 700 metri quadri. Allora ci state dicendo tutti i giorni che dobbiamo fare del bene per la Chiesa, di dare il 5 e il 10%, perché qua, perché là. Ma loro fanno queste cose qua, stanno attenti. Il Papa che abita a Santa Marca ha due stanze di 70 metri quadri. Chi dobbiamo guardare, il Papa o il cardinale Bertone? A questo punto mi vergogno veramente che la Chiesa ci chieda dei soldi perché ne hanno a bizzeffe, no dire che sono in rosso, perché ho sentito ancora che hanno tanti palazzi, che chi ha ereditato, che qua e là. Ma il cardinale Bertone le serve un palazzo da 700 metri quadri? Dovrebbe farsi uno studio, ma come ha fatto il Papa? Ma stiamo scherzando, perché voi state qui tanto a predicare, però non guardate quelle cose lì. Sono arrabbiata per questa cosa qua. Vi saluto. Sì. Grazie Giusy, prego Don. Ma allora, quello che lei ha detto, ecco, cioè, manca un pezzo. Allora, il cardinale Wojtyła, il cardinale Ratzinger, il cardinale Giovanni XXIII, considerato da qualcuno il vescovo contadino quando era vescovo. Questi erano cardinali che vivevano veramente la povertà. Quindi io dico viva Ratzinger, viva
Wojtyła, Giovanni XX, viva Paolo VI, di famiglia nobile, ma viveva in povertà e facevano, si informi meglio perché questi hanno fatto carità. Lei guarda l'unico che non fa carità, anche lei che è una donna, io conosco di quelle donne tremende, più violente degli uomini, mica posso dire allora che le donne sono violenti, abbiamo uomini matti e donne matte. Io il numero non sei proprio uguale, ma insomma... Però, insomma, io gente della mia età, vi lancio una provocazione così chissà come non li ascolti. Io adesso vado a casa da lavoro, a sorpresa, trovo mia moglie a letto con un altro, tu davanti al giudice devo dargli assegno di mantenimento, casa, figli, e adesso a casa mia vive un altro uomo con mia moglie. Io mi prendo un esaurimento, ho tanti della mia classe esauriti, vado a dormire nella panchina dei giardini pubblici di Oderzo o in ospedale al pronto soccorso perché non ce la faccio a mantenere. Quindi attenzione che oggi di fronte ai giudici, quindi ripeto, il problema non è essere uomini e essere donne, il problema è che oggi abbiamo perso l'etica. Scusa, ma sarà una domanda, come mai ste donne fanno anche questo? Cioè l'uomo se la può porre? Cioè, chiaro, come mai mia moglie è arrivata a questo? Nonostante una famiglia, cioè perché veramente sti femminicidi, quei numeri che abbiamo, non è sono che possiamo enormi. Passarci sopra e dire che le donne sono donne, sono tutte prostitute, perché sta passando sto messaggio qua. Ecco, guarda cosa ha fatto, vuol dire che andava bene e che ha fatto bene Coparla, perché questo si sente, bisogna dirlo, a parte di chi? Degli uomini naturalmente, però difficilmente senti una donna che fa questi discorsi qua, è sempre l'uomo che li fa, così passa il cerino. Sentiamo Anna Baschirotto, vai Anna. Sì, allora... Guarda, è una vicenda così, se vogliamo parlare dei femminicidi, è incredibile che ci sia ancora qualche possibilità di giustificare tutto questo. Diciamo, anche perché la storia ci insegna che gli uomini dai secoli dei secoli, anche i maschi, si sono comportati in maniera molto, diciamo, libera, anche nel matrimonio, e quindi... Adesso come adesso ci sono esempi di donne che sì, possono anche loro sbagliare, però nulla giustifica l'omicidio, nulla giustifica tutti questi femminicidi da parte di uomini violenti che hanno la forza dalla loro, le armi, e si sentono veramente di fare gesti di questo genere, e non tutti sono pazzi, molti lo fanno lucidamente purtroppo, ma anche tutti sono da stigmatizzare e da, diciamo, esecrare. Non si possono fare di queste cose. Senti Anna, cosa ti preoccupa più di tutto in questo momento, ecco, anche in questa Europa che cambia? Ecco, ci sono le destre che stanno crescendo, avete visto, ecco, molti sono preoccupati, altri anzi sono molto favorevoli, chissà che ci sia un cambiamento. Cosa vuoi dire Anna? Allora, diciamo, io non voglio esprimere giudizi politici, anche perché abbiamo visto che oggi sono le persone che fanno la politica, no? Sono le persone. Quindi la cosa che mi preoccupa è che non ci sia l'attenzione verso i deboli. La cosa che mi preoccupa è che i fragili vengano trascurati. Il sociale, la ricerca, diciamo, la sanità, che non vengano ulteriormente penalizzati, messi a latere, e che le persone non abbiano possibilità di accedere all'assistenza, sia che abbiano malattie comuni, sia che abbiano malattie rare. Non solo, ma anche ai farmaci, alla possibilità di ricerca, alla possibilità di una cura. Ecco, e noi ci stiamo adoperando per questo, proprio per colmare un vuoto terribile che c'è in questo settore. Senti Anna, io fra poco, nella terza parte, avrò Francesco Introvigne, collegato da Tarso con noi, presidente Anna di Vittorio Veneto, Associazione Nazionale Alpini. Io vorrei vedere anche questa foto di Anna Baschirotto, foto progetto Alpini. Ecco, se adesso al posto di Don Mauro ci fosse il presidente Introvigne, cosa diresti? Prego. Scusa, mi puoi ripetere che cosa devo rispondere? Perché allora, se tu al posto di Don Mauro Gazelli avessi di fronte Francesco Introvigne, presidente Anna di Vittorio Veneto, Associazione Nazionale Alpini, questi alpini che per la solidarietà sono sempre in prima linea, vorrei far partire anche questo progetto Alpini
che ho qui scritto per capire queste foto che abbiamo. Ecco, cosa chiederesti agli alpini, che sono forse quelli più ascoltati, quelli che smuovono veramente le famiglie, che riescono a portare tante persone alle loro sfilate? Domenica vedrete un'altra sfilata, tante famiglie, tante persone. Vediamo se riusciamo a mandare anche la foto di questo progetto alpini. Eccole qua, prego Anna. Ecco, diciamo gli alpini sono veramente una grande anima, un grande gruppo, una grande risorsa, e sono veramente ammirevoli per tutti gli impegni che loro hanno. Eccoli qui con Giada, si sono dati da fare proprio per questo progetto anche loro, e devo ringraziarli sempre. Noi ci auguriamo perché siano al fianco sempre delle associazioni di volontariato, degli enti di volontariato, loro stessi lo sono, e quindi che continuino in questo percorso anche a sostenere realtà come le nostre, per esempio, dove appunto lo Stato ci toglie l'unica possibilità, per esempio, di rendere più vivibili e più idonee queste strutture per le persone con malattie rare e per le persone con disabilità. Strutture che abbiamo acquistato con molto impegno, molta fatica, e che ora vorremmo, diciamo, in qualche modo rendere ancora più accessibili e migliori per i nostri servizi di diagnosi, terapia, cura, assistenza per queste malattie. Avere al nostro fianco gli alpini sarebbe splendido. E poi dirò dopo, subito dopo, quando avrò ospite, glielo dirò di sicuro. Anna, abbiamo Sandra da Padova in linea. Vai Sandra. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti. Io premetto, ieri sera ho sentito la notizia che il governo italiano dà 50 miliardi all'Ucraina. Mi è venuto il nervoso, Mirella, perché con tutta la gente che muore di fame noi regaliamo i soldi per guerre e vabbè. Io non posso fare niente, nessuno può fare niente, il cittadino comune. E un'altra cosa, la violenza che ho visto anch'io, i filmati sia il telegiornale sia vari servizi, la violenza è sempre, non si può essere violenti, che sia di destra, di sinistra, di centro, la violenza deve essere condannata e pagare per quello che una persona fa o tante persone fanno. Poi per quanto riguarda i femminicidi, Mirella, che ogni giorno è una carneficina, io credo che gli uomini dovrebbero parlare di più. Mentre qualche donna, non tutte, però una buona parte, parla con l'amica, parla con la sorella, cioè dialoga e magari dice che poi magari fa la scelta di rimanere col marito, col moroso, perché gli fa pena o perché ha paura. Questo è un dato di fatto. Però gli uomini non dialogano perché non parlano con un fratello, con l'amico del cuore, si tengono tutto dentro e quando esplodono fanno quello che succede tutti i giorni. Allora io credo che bisognerebbe accompagnare, quando un vicino di casa sente che una coppia litiga, per carità ci sta, ma quando è continua la litigata, uno dovrebbe, io lo farei, dovrebbe mettersi un attimo la mano sulla coscienza, non dico chiamare i carabinieri, però magari suonare il campanello e dire ma cosa sta succedendo? Cioè c'è anche un po' paura, un po' menefreghismo, un po' di tutto. Poi io faccio i complimenti alla signora perché mio marito ha una malattia rara che non porta alla morte, però può portare, il cervello non c'entra, può portare in carrozzella, ed è stata scoperta neanche 50 anni fa. E per caso, perché mia cognata, che è biologa, ha mandato il prelievo del sangue in America, che aveva una ricercatrice, e è stato scoperto che è una malattia rara. E io il 17 lunedì devo andare con mio marito a fare una visita, e a Modena c'è sto centro, però adesso andiamo a Padova.
e fanno una visita molto accurata, ma molto accurata, e devo dire l'ospedale di Padova è in prima linea, però a Modena c'è proprio il centro di questa malattia, il che vuol dire non solo una visita, ma tutti gli esami del sangue, tutto quello che concerne la patologia. Grazie e le Sandra, devo rare, chiudere perché ho forato, perché arrivi sempre lunga, ma hai espresso quello che pensavi. Io esprimo anche un'altra cosa, che forse queste donne, le amiche di queste persone che si confidano, che dicono che i loro compagni sono violenti, forse dovrebbero fare un passo di più e riferirlo a chi di dovere, magari i familiari, perché abbiamo sentito tantissime volte che le amiche sapevano, però queste amiche non hanno parlato con nessuno, anzi forse gli hanno detto tieni duro. Ecco, queste se si chiamano amiche, forse dovrebbero riferire alla famiglia che ci sono questi personaggi all'interno delle mura domestiche che si comportano in questa maniera, perché poi viene fuori che il familiare non sa mai niente, erano tutti bravi ragazzi. No, vorrei capire come si fa a dire che erano bravi ragazzi. Ma come si fa a dire? Prego. No, volevo dire, io spero che anche i progetti degli alpini, eccetera, siano delle piccole gocce, però delle piccole gocce di aiuto per scongiurare che non sia vero che fra 20 anni avremo il crollo sanitario. Quindi io spero che lentamente, perché altrimenti, adesso la signora qui, io lo faccio una domanda, mi sembra che l'Italia è quella che raccoglie meno fondi rispetto a altre nazioni per la ricerca? Una domanda alla scusa mia. un attimo Don, ma le sembra che ci sia un'informazione tale da far capire a queste persone, anzi si sente sempre che vengono truffate, perciò invece di aiutare a capire che ci sono realtà che dovrebbero essere sorrette, fanno capire che bisogna stare attenti a donare perché c'è una truffa, tanto è vero che la donazione in Italia non è che sia ai primi posti. Però guardiamo anche queste foto, queste foto molto belle del fonte battesimale. Andiamo a vedere queste foto perché è da là che nasce poi il percorso di questa creatura che è nata. Prego, com'è la situazione, Edo? Ecco, c'è da dire anche qui, allora facciamo l'esempio, io ho l'asilo parrocchiale, 90 bambini, non abbiamo il statale, quindi nel nostro territorio è l'unica proposta, l'asilo paritario, così, ma ci rendiamo conto che l'asilo paritario, e adesso parlo, sono io legale rappresentante, tu lo paghi 2 volte, perché versi le tasse e hai anche la retta dell'asilo. Un asilo statale costa meno del mio paritario, ma non perché costa meno, perché lo Stato dà di più. Conclusione, noi portiamo avanti dei valori cristiani di accoglienza per queste famiglie, però il sistema attualmente, noi stiamo lottando, misuriamo il centesimo per non aumentare le rette, però di fatto non c'è nulla che aiuta la famiglia e accompagna il bambino. Quindi se qui costa 600 euro al mese un nido, a Udine costa 800 euro. Quindi, conclusione, è tutto che frena la famiglia e quindi anche la nascita di bambini, eccetera, veramente nulla aiuta. Poi, chiaro, anche lo stile di vita. Qualcuno si sveglia e a 35-38 anni vuole un figlio. Poteva pensarci anche prima, d'accordo, però facciamo un passo indietro. Uno che studia, che si impegna 30 anni, cos'è che ha messo da parte? Pensiamo solo un mese di pannolini quanto costa, cioè non è che, quindi ripeto, non c'è nulla che ci aiuta come famiglie, per cui invece di buttare soldi così al vento, il progetto dovrebbe essere che l'asilo parrocchiale tu paghi le tasse e l'asilo parrocchiale non lo devi pagare, né che sia statale né che sia paritario delle parrocchie, no? A proposito di appelli, mi servono cuscini, chi ha dei cuscini anche se non sono nuovi, mi servono cuscini, coperte e lenzuola, perciò chi può mi faccia arrivare al Banco Solidale martedì cuscini, coperte e lenzuole, abbiamo bisogno, capite perché ho letto poi quella Vademecum con tutte queste cifre, e poi io sono presa in queste condizioni che devo comprare il mangiare perché ai banchi alimentari non arriva più niente, pochissimo, la povertà aumenta, bisogna sfamare queste famiglie e non sono animali, sono persone che hanno diritto a una borsa dignitosa della spesa, perciò avete capito chi ha la possibilità di mandarmi cuscini, lenzuole,
coperti e asciugamani. Martedì siamo aperti dalle 9 alle 16:30 continuato. Infatti, Prego, scusa Mirella, uno può dire ma perché sto prete nel video parla delle tasse sulla casa? Perché con questo sistema, atto che ci aumenta la gente che viene al banco alimentare, che viene alla Caritas, perché stiamo talmente aumentando le tasse su tutto, e anche lì io ho gente che è da 8, 9, 24 mesi che aspetta un intervento. Ho trovato ieri una ragazza da 4 mesi, un intervento importante al cuore. Però se tu vai in libera professione, certe visite te le fanno subito e sei nella stessa struttura. Allora ecco perché io come sacerdote condanno la libera professione e questi centri medici privatizzati, no? E le tasse sulla prima casa, perché con questo sistema poi mi aumenta la coda che suona alla canonica, che viene alla Caritas, che viene ai banchi alimentari. Ma scusa Don, ma con che cifre è? È logico che cresce il privato. Appunto. Tanto qual è il problema per pagarmi la visita o la clinica privata? Allora sentiamo come ci saluta Anna Albarello Baschirotto e sono in chiusura. Prego Anna. Ecco, io vi saluto intanto, voglio salutare la gentile signora che ha chiamato prima e fargli gli auguri più grandi per suo marito che ha questa malattia rara. Vi siamo vicini, avete fatto un buon percorso e spero veramente che si trovi una soluzione per lui. Ti ringrazio molto Mirella dello spazio che dai sempre a questi temi e questi argomenti, e ringrazio anche Don Mauro, e devo dire che condivido la sua idea sul discorso degli asili, perché gli asili parrocchiali sono veramente una grandissima risorsa e quindi dovrebbero essere in qualche modo sostenuti. Spero anch'io che non ci siano ulteriori tagli alla sanità e che tutti possano accedervi. Noi da parte nostra continuiamo nella nostra missione per la ricerca e per la diagnosi e l'assistenza delle malattie genetiche, e ci auguriamo anche che, posso fare questo appello se mi consenti Mirella, che gli europarlamentari eletti ci diano mano a trovare in Europa i fondi per adeguare dal punto di vista sismico, architettonico, eccetera, gli edifici, i nostri edifici e la nostra struttura, visto che l'Italia uso questa possibilità. Ecco, io mi auguro che attraverso di te e della vostra emittente sempre molto sensibile e disponibile si possa in qualche modo diffondere questo messaggio. Grazie Anna Albarello Baschirotto. Don Mauro, invece con lei chiuderei questa corsia, la terza corsia, questi incidenti anche ieri sulla 4, questo furgone, un disastro. No, io ero in viaggio, io ero in due pullman. Allora vediamo se riusciamo a vedere questo video che ha mandato Don Mauro Gazzelli, video messa a 4 perché mi sa che era il 2023 ma il 2024 non è cambiato niente. Andiamo a vedere. Lore, in un giorno come tanti, due ragazzi viaggiavano come grandi, con sogni, sensazioni ed emozioni davanti. Non sapevano cosa fare, ma uno l'altro ha voluto accompagnare e non voleva lasciarlo andare. Per quante volte hai fatto finta di niente? Per l'amico non ascoltavi la gente, mentre le emozioni passavano lente, come il dolore che ora si sente. Lore, ora ti ricordo, non dimentico, non ti scordo, con rispetto per chi sta soffrendo. Te le cose le raccontavi sorridendo. Se mi stai ascoltando, ti sto solo ripetendo che la tua vita è stato il regalo più stupendo. Ciao Ale. Abbiamo ricordato 5 giovani dell'oratorio San Michele in Cessalto. Alessandro è un sopravvissuto, l'amico Lorenzo. Prima che Alessandro legga questa poesia molto bella scritta per l'amico Lorenzo, la prima cosa che Alessandro ha scritto, dopo le difficoltà del coma, eccetera. Ecco, consegno simbolicamente questi 3 lumini. L'impegno sarà di accendere in chiesa davanti a Maria, davanti a questa urna azzurra che sarà deposta perennemente sull'altare della Madonna assunta in cielo, la statua qui della Madonna, e quindi questo lumino che ora consegno tramite il volontario del Melograno
come fosse qui Daniele Furlan, l'avrebbe consegnato lui il lumino, al suo posto c'è una persona del Melograno. Ecco, consegno questi 2 lumini, ne sono 3. I primi 2 alle 2 famiglie che avevamo celebrato il primo anniversario di Nicola e quello di Samantha. Ecco, questi lumini verranno accesi, chiesa, proprio davanti alla statua della Madonna. Ecco, da lunedì pomeriggio sarà possibile, ecco, recarsi a Cessalto e pregare davanti a questa urna. Allora, Don Mauro Gazzelli, anche ieri un altro incidente molto importante con questa terza corsia che non finisce mai. In Italia andiamo avanti 30 anni per fare una corsia. Come chiude Don Mauro? Niente, nel 2013 c'era stata la corsa a espropriare i terreni, qualche anziano poteva godersi alla casetta gli ultimi 15 anni di vita e è anche morto. Adesso ci hanno detto che i prossimi 2 anni non ci sono i soldi. Quindi non si fanno i cavalcavia. Vuol dire che se fra 2 anni riprendono i lavori di cavalcavia, tu arrivi al 2031 e poi devi fare la terza corsia. Conclusione, quanti morti arriveranno? Io dovevo entrare con 2 pullman, gita della parrocchia ieri, ho dovuto prenderla a Porto Gruaro. A Porto Gruaro c'era la terza corsia che arrivi benissimo. Quindi il mio appello è, in agosto, come fanno... Scusa, Porto Gruaro è sotto il Friuli? Sì. Esatto. E la terza corsia ferma dov'è? Non c'è più. Ma di chi è? Appunto. Veneto? No, lo dica perché sì. Sembra che tutti fanno tutto. No, hanno saltato solo il nostro pezzo, esatto. Avete capito? E allora ripeto, io spero che in agosto i cittadini abbiano il coraggio di bloccare l'autostrada. Si blocca la 4 perché passa tutta Europa da noi. Con queste parole ringrazio e saluto Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto, Santa Maria di Campagna e Sant'Anastasio. Grazie anche a Annalbrello Baschirotto, Malattie Rare Mauro Baschirotto, pubblicità. Dal 14 al 16 giugno la città di Bibbione si trasformerà nel punto di ritrovo per gli alpini del Triveneto, ospitando il raduno annuale Dalle Alpi a quota zero. Organizzato dalla sezione ANA di Venezia e proposto dal gruppo Alpini San Michele al Tagliamento, l'evento promette di essere un fine settimana indimenticabile, ricco di iniziative culturali e momenti di condivisione. Il raduno prenderà il via venerdì 14 giugno con la staffetta Discesa del Tagliamento, che vedrà gli alpini percorrere il fiume dal passo della Mauria fino a Bibbione. La giornata si concluderà con l'apertura delle mostre dedicate alla storia e alle imprese degli alpini a partire dalle 17. Sabato 15 giugno il piazzale Zenit accoglierà l'arrivo della staffetta alle 17:40, seguito dall'emozionante cerimonia dell'alzabandiera alle 18, con la presenza dell'Abaro Nazionale e l'accompagnamento dei cori e delle fanfare. Si esibiranno 6 cori, 3 cori in piazza Treviso, sono il coro Croda Rossa di Milano, il coro Cime d'Auta di Roncade, il coro ANA di Vittorio Veneto. Qui ci sarà il coro della sezione di Udine, il coro della sezione del gruppo ANA di Preganziol e il coro della sezione di Conegliano, quindi cori ben sperimentati, sono 3 cori da una parte, 3 cori dall'altra e poi faremo baraonda. L'emozione delle penne nere per questo raduno è tanta. Moltissima emozione, anche perché è l'unica occasione che abbiamo di trovarci tutti assieme, quindi è chiaro che quando ci troviamo magari dopo un anno troviamo anche altre persone che sono anni che non ci si trova e l'emozione si fa viva nel cuore, nell'anima. E domenica su Rete Veneta un'altra anteprima, perché sono sempre sfilate nuove dove partecipano famiglie e tantissime persone. Questa diretta degli Alpini a Bibbione. Saluto anche Francesco Introvigne, presidente ANA di Vittorio Veneto, Associazione Nazionale Alpini. È caduto, è un po' robusto, è caduto, adesso lo riprendono, lo alzano. E saluto anche Massimo Canello, titolare azienda vinicolo di Valdobbiadene. Perché alpini, perché vino, perché birra,
perché fanno festa, però rispettando le regole. Com'è la situazione, Canello? Parliamo adesso di questo clima che cambia, di questa acqua che non si chiamano bombe d'acqua ma nubifragi, dicono gli esperti, però che mettono in serio pericolo anche queste colline meravigliose che abbiamo, questo patrimonio dell'UNESCO. Com'è la situazione, Canello? La situazione è un po' critica nel fatto che sta piovendo tantissimo e quando viene così tanta acqua chiaramente la natura, anche noi agricoltori abbiamo sistemato i nostri vigneti con vari drenaggi e tutto, però quando c'è troppa acqua non è che le colline riescono a resistere, quindi c'è il problema proprio di queste frane, soprattutto anche nei boschi oltre che nei vigneti. E ci sono tante strade che sono interrotte e non si può passare, quindi c'è anche un problema per sistemarle. Sì. E secondo voi questo problema e questi danni si svilupperanno anche nel tempo, perché non si vedono subito, ma dopo queste vite ne soffriranno? Com'è la situazione? Ma noi speriamo intanto nel bel tempo, perché ancora la vegetazione non è così avanti, però se continua così anche proprio per la produzione dell'uva è un po' un problema. E si spera che fino adesso ha piovuto e ci siano 2 mesi di bel tempo anche per tutti, non solo per noi agricoltori. Sì. Allora, un'altra cosa importante da dire, Canello, è anche questo lavoro giovanile, questi giovani che non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di fare niente. Io quando sono venuta a farvi visita, io invece ho visto solo giovani, tantissime giovani, veramente sono stata anche da Massimo e saluto tutta la famiglia, meravigliosa, grazie. Un posto Massimo bellissimo, devo dire la verità, ma soprattutto questi giovani che lavorano, fanno queste cantine che sono delle opere d'arte nel vero senso della parola, dei musei, loro hanno investito, cioè voi avete capito l'importanza di investire nell'azienda, prego Massimo, e sono giovani. Sì, chiaramente lo noto anch'io che non sono più tanto giovane, ormai anch'io la mia età, e siamo proprio fortunati anche a Valdobbiadene perché tanti giovani hanno preso proprio la strada della scuola enologica e di inserirsi nelle cantine dei padri e dei nonni. E io lo penso sempre questo, il connubio tra il nonno e il giovane porta magari più tecnologia, più studio, il nonno porta esperienza, il papà, e questo è un bel connubio vincente per la nostra zona. Infatti si vede proprio anche dal punto di vista della qualità del vino e anche delle strutture nei vigneti o nell'agricoltura in generale. Tanto è vero che il Vinitaly ci ha dato dei numeri incredibili, sono dei numeri veramente di tutto rispetto, ma come siete riusciti a capire, perché voi vi siete rimboccati le maniche, voi avete investito nell'azienda, nelle attività, avete cercato di promuovere da solo quello che era il territorio, o sbaglio Massimo? Sì, torno un po' al discorso di prima, non è facile lavorare sulle nostre rive perché sono molto ripide, molto faticose. C'è poca meccanizzazione, quindi il lavoro è tutto a mano, quindi un giovane deve veramente appassionarsi a questo territorio. Io penso che sia proprio qualcosa di trasmesso io dico sempre dai vecchi, la passione conta di più magari della fatica e questa è una carta vincente per noi. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che è proprio del 2024, assicurazioni, fuga dal Prosecco. Andiamo a sentire cosa dicono, poi lo commentiamo con Massimo Canello, titolare dell'azienda vinicola di Valdobbiadene. Il Prosecco vale troppo e con il meteo sempre più incerto molte compagnie hanno deciso di non assicurarlo più. E questo grafico spiega chiaramente il perché. Da 5 anni consecutivi le assicurazioni non solo non ci guadagnano, ma perdono considerevolmente. E così, se non è proprio una fuga di polizze dai campi, poco ci manca. Non si tratta di una vera e propria fuga ovviamente, ma del tentativo di riequilibrare un mercato che purtroppo negli ultimi anni ha dato dei duri colpi anche all'ambito assicurativo. E chi resta ha già fatto sapere che cambierà le regole. Siccome i costi assicurativi tendenzialmente aumenteranno, visto anche i forti sinistri che abbiamo avuto lo scorso anno, dove le compagnie hanno dovuto pagare più del doppio degli risarcimenti rispetto ai premi incassati, è ovvio che l'impresa agricola che vorrà continuare ad assicurarsi ad un alto livello
o accetterà maggiori costi assicurativi oppure dovrà rinunciare a una parte di copertura, rinunciando a franchigie o questioni, diciamo, che garantiscono una copertura ma un po' più limitata. E non si tratta di numeri marginali di un settore di nicchia. Un tema che colpisce particolarmente questo territorio, la Marca Trevigiana, perché da sola copre il 10% delle assicurazioni di tutta l'agricoltura nazionale. È un sistema che qui da noi ha avuto una grande diffusione e ha dato delle grandi risposte, quindi siamo virtuosi da questo punto di vista, perché la stragrande maggioranza degli agricoltori, dei viticoltori in particolare, si assicura, e siamo arrivati di fatti ad avere circa il 10% del volume complessivo assicurato nazionale sul nostro territorio. A fronte di 10 miliardi assicurati a livello nazionale, 800 milioni sono qui nella Marca Trevigiana, e quindi questo è un vantaggio per gli agricoltori assicurati, ma diventa anche un elemento un po' di criticità per le compagnie di assicurazione. Allora, Massimo Canello, come commentiamo questo servizio? Perché i problemi sono tanti, noi vediamo la bottiglia, il prosecco, quanti SketchUp questi qua, ma dietro c'è veramente un lavoro molto duro e impegnativo che dovete rinnovarvi sempre in continuazione anche per la concorrenza, prego. Sì, l'assicurazione in questo caso è una cosa che ti fa dormire un po' più tranquillo alla notte, però non è sicuramente la soluzione per raccogliere l'uva a fine anno, perché noi speriamo, piuttosto di pagare l'assicurazione, di non prendere i premi e avere l'uva sana e avere la qualità in cantina. Anche a Valdobbiadene abbiamo i cannoni antigrandine che ci proteggono dalla grandine, abbiamo le reti, però non puoi mettere dappertutto, perché parliamo sempre di discorsi di rive. Purtroppo il tempo quest'anno e negli ultimi anni sta facendo veramente dei disastri in giro. Valdobbiadene è un po' più salva, è un po' più riparata. Un po' più riparata. Io penso anche dal punto di vista di dove è collocato il territorio, però c'è sempre là che lavori con la preoccupazione alle spalle di non portare a casa il raccolto a fine anno. Allora Massimo Canello, ci spieghi anche cos'è il vino biologico, perché molti non riescono a capire, è una parola importante, cosa vuol dire biologico, ma siamo sicuri che sia proprio biologico? Cosa vuoi dire ai telespettatori che stanno ascoltandoti? Ma ben venga l'agricoltura biologica, però dove si può fare non è proprio facile. Cosa prevede intanto la cultura biologica proprio nel vino? Come si deve fare? Ma biologico vuol dire che devi usare dei prodotti che ammessi all'agricoltura biologica, che è rame e zolfo. E noi abbiamo un territorio molto umido, soprattutto la pianura padana, dove è molto difficile riuscire a trattare, soprattutto in questi periodi, ripeto sempre. Se piove. Se facesse sole e aria tutta l'estate, io non corro neanche andare a trattare nei vigneti. Però anche il biologico vuol dire intervenire tante volte nel vigneto e è brutto anche fare agricoltura biologica e non portare a casa il raccolto perché piove sempre, quindi molto difficile, bravi chi lo fa, sì. E soprattutto se ci sono zone dove si possono fare è giusto farlo. Allora, finalmente è riuscito a collegarsi Francesco Introvigna, aveva questa connessione. Buongiorno Presidente, come sta? Buongiorno a voi, bene, grazie, tranne gli incidenti di natura tecnologica, le reti sempre labili. No, ma lei pensi, Presidente, che la politica che parla tanto di tecnologia, paesi qui che non riesce neanche a collegarsi magari, ecco, io mi collego con l'Australia e non ho problemi, con l'Africa non ho problemi, ma neanche se andiamo nel peggiore dei modi, quando che adopparsi da casa a connessione anche se no, tanto per far sveglia i politici che tanto si lavano la bocca che siamo la grande, sì, questa è la verità. Senta Presidente, io qui con me Massimo Canello, che è titolare azienda vinicola di Valdobbiadene, molto importante, e parlavamo appunto di vino. Adesso ci sarà questa sfilata domenica che noi seguiremo con Rete Veneta a Bibbione, dove veramente questo alpino la prima cosa che si vede è che è allegro, che beve, che mangia, però rispettando le regole e soprattutto il controllo che riuscite a fare proprio per dare questo messaggio positivo, non quello che abbiamo visto in Parlamento, ma proprio le regole dell'alpino, che è quello, fai quello che vuoi ma comportati bene. Cosa vuole dire Presidente?
Beh, io credo che sia necessario, indispensabile, fa parte del nostro DNA quello dell'autoregolamentazione, quindi dell'aiutare il nostro prossimo, i nostri fratelli alpini a mantenersi nella retta via. Ovviamente eccesso, secondo le statistiche c'è sempre, però cerchiamo di contenerlo al massimo. Cosa prevedete con questa altra adunata a Bibbione? Ecco, la gente vi segue, io dico sempre che siete gli unici che riuscite a portare le famiglie, il popolo nelle piazze, nelle strade dal mattino fino a sera tardi. Ecco, riuscire a trasmettere questi valori, quanto importante è, e soprattutto i giovani. Lei lo sa quanto io ci tengo e vi ringrazio sempre anche per questi campi scuola che fate, che avete dei numeri importanti dove i giovani vi seguono. Cosa vuole dire? Come andrà a Bibbione secondo lei? Cosa vi aspettate? Non si sente niente. Beh, per noi non è difficile vivere l'alpinità, nel senso che è cresciuta famiglia, si respira da sola attraverso i nostri associati nella vita, nel mondo sociale in cui viviamo. Siamo convinti e certi che il nostro è un esempio che vale la pena essere imitato, e quindi facciamo tutti gli sforzi possibili per trasmettere questi valori anche ai nostri giovani attraverso l'intervento nelle scuole, attraverso i campi scuola. Noi a Bibbione ci aspettiamo una grossa affluenza, si parla di 30.000 presenze alpini, ma sono poi anche i familiari. Abbiamo un altro, come dire, fattore nuovo da sperimentare, che è quello della presenza dei turisti stranieri, prevalentemente in questo caso tedeschi, dai quali noi ci aspettiamo una accoglienza, ma vogliamo anche altrettanto dare un segno di pace e di fratellanza. Allora Presidente, io prima di lei ho avuto ospite Anna Albarello Baschirotto, cofondatrice Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto, e vorrei far vedere anche le foto Progetto Alpini, dove Anna Baschirotto vi ha ringraziato tantissimo e ha chiesto la possibilità di essere vicini a questo istituto importantissimo che è Mauro Baschirotto. Ecco qua le foto, Presidente, in Trovigne, perché ha veramente bisogno del vostro sostegno. Questa fondazione che ha visto premiata gli sforzi della ricerca dall'America e non dall'Italia. Pensate, hanno vinto la borsa di studio grazie all'America, che ha capito il valore della ricerca che avevano fatto, ma in Italia sembra che qualcuno non interessi o non riesca a leggere bene tra le righe, visto che l'America attenta com'è, riuscita invece a capire l'importanza della ricerca, e lei appunto mi ha chiesto di dirle di stare vicino. Ecco, la solidarietà per l'alpino e la vicinanza alle cose serie, quelle che interessano al Paese. Abbiamo visto questa piccola Giada, 11 interventi, anzi li rivediamo per cortesia, mandate il filmato di questa bambina che proprio l'altro giorno è uscita da questa sala chirurgica, 11 interventi al nevo melanocitico gigante, con degli interventi veramente terribili, e che lei sopporta in maniera incredibile. Eccola qua la nostra Giada, che stiamo anche cercando di aiutare, abbiamo aiutato anche noi, ecco, con questa voglia di vivere di questa bambina. Perciò Presidente, sono io anche in prima persona che le dico: state vicini a questo istituto che sta cercando di aiutare la piccola Giada. Interventi dolorosissimi, guardatele, questa è una forza, è una roccia sta bambina, e tante bambine come lei. Prego Presidente. L'audio, Presidente, non la sentiamo. Allora, intanto che partiamo con l'audio del Presidente in Trovigne, allora Cannello, vedendo queste immagini, tu sei anche padre, ecco, queste persone che sperano nella scienza, nella ricerca, eccolo qua, vai Presidente. Come ben noto, nel nostro DNA c'è prima di tutto l'aspetto della solidarietà, della vicinanza. Dicevo, mi sente ora? Sì. Mi sente? Sì.
No, c'è una connessione che va e viene, Presidente. Comunque, mettiamo a posto, se non è inutile che facciamo il su e giù. Allora, Canello, ecco, questa voglia di vivere, questa solidarietà che ha bisogno veramente di strumenti. Strumenti sono queste donazioni, questi aiuti. Ecco, per voi cos'è importante? Perché anche voi fate, anche lei, molta solidarietà. Prego. Sì, certamente si spera sempre che la medicina faccia un passo avanti anche per queste persone che hanno bisogno, e chiaramente c'è bisogno di molta solidarietà anche da parte nostra a livello anche proprio economico, e noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di essere disponibili. Abbiamo anche partecipato, ad esempio, per un pulmino per i disabili a Valdobbiadene come cantina, come tante altre cantine della zona. Ci siamo riunite e abbiamo sponsorizzato, e bisogna fare il più possibile per queste persone. Poi noi siamo qui seduti tranquilli, loro hanno veramente molto bisogno. Grazie Massimo, perché in settembre noi porteremo, visto che De Stefani, questo imprenditore, ci ha invitato con tutte le fragilità, e sono veramente tante, perché ha visto il servizio a Venezia dove sono sbarcati e ha visto l'importanza di far staccare la spina a queste realtà, ci ha invitato nelle colline di Valdobbiadene, perciò spero che facciate squadra tutti quanti assieme a De Stefani, che ha fatto pubblicamente qui davanti alle telecamere questo invito a portare queste meraviglie della natura, perché sono delle creature favolose, a staccare la spina e vivere una quotidianità diversa in mezzo al patrimonio dell'UNESCO, che sono le nostre meravigliose colline del Prosecco. Ma cosa vuol dire per voi viticoltori far parte del patrimonio dell'UNESCO come viti, come vino, e come proprio storia culturale? Ma sicuramente è un vanto, perché vuol dire che abbiamo creato qualcosa di unico al mondo, e quindi questo anche ci porta chiaramente più turismo, più importanza alla zona, e ci dà più entusiasmo per andare avanti anche col nostro lavoro. Sì. E i giovani, ecco, proprio la difficoltà di trovare manodopera giovanile, ma io quando vengo da voi io non vedo che avete tutta questa difficoltà. O pagate di più e pagate bene, io non so, però da voi non c'è questa difficoltà che trovo invece nell'imprenditoria quando arrivo qua nella pianura. Come mai? No, manodopera ce n'è sempre bisogno. Il territorio non è piccolo, non è neanche grande, ma non è neanche piccolo, e ci sono anche tanti extracomunitari che ci danno una mano, per fortuna. Sentite? E come lavorano questi extracomunitari? Lavorano anche con passione. Chiaramente, come ci sono italiani che lavorano bene, che lavorano male, ci sono anche extracomunitari che lavorano bene. Ma no, che non sanno lavorare, no. Vero? E forse il giovane non... Io sono nato magari con un'altra epoca dove c'era un po' più bisogno di soldi, mettiamola così. Adesso la gente chiaramente studia anche fino a una certa età, noi magari da piccoli eravamo già sui vigneti, sui boschi, eccetera. Quindi la cultura è un po' diversa, però c'è molta fatica da fare, quindi abbiamo bisogno anche dei giovani che si appassionano a questo lavoro. Ma secondo me i giovani si appassionano, Massimo, lo dicevo anche prima, forse intrigandoli, portandoli sui posti, facendoli vedere, toccare con mano, perché loro hanno bisogno di emozioni, di essere intrigati. Allora forse se riusciamo a capire che invece di fare la lezioncina in classe, che ormai ci stufi, ecco, li portiamo a toccare con mano quella che è la realtà del volontariato e del lavoro, forse riusciremo anche a trovare di più giovani che vengono a dare la loro manodopera a queste attività. Cosa dici, Massimo? Sono perfettamente d'accordo con te, Mirella. Dopo entriamo sempre su un discorso che, a mio avviso, un po' la tecnologia li sta portando fuori dal mondo della natura, visto che abbiamo la fortuna anche di essere in mezzo alla natura. È un peccato che il bambino resta dentro casa, una volta invece non vedevamo l'ora di uscire tutti quanti insieme. Non so, forse bisogna migliorare tutti, anche noi genitori, anche dal punto di vista scolastico, anche la società in generale, perché i bambini si appassionano proprio alla natura come una volta. Grazie per averlo detto, Massimo. Sentiamo se riusciamo a chiudere questo collegamento col Presidente Introvigne. Come ci saluta, Presidente? Ormai siamo in chiusura.
campi lavoro, portate scuola lavoro, portate questi ragazzi fuori, smettetela di tenerli sempre solo a scuola, perché a scuola se fa gli orti fra poco vi farà anche i vigni a scuola, se fa tutto dentro a scuola, invece questi ragazzi devono uscire. Prego Presidente. No, guarda che non aveva proprio connessione. Allora Presidente, glielo dico io, la saluto, ci vedremo dopo. Allora, chiusura, lo saluti, noi faremo un grande raduno a Bibione. Stiamo aspettando con le scuole recentemente, stiamo in tutta Italia ai campi scuola ed è questo un buon fine stagione nostro per proseguire nella nostra attività. Grazie Presidente, in Trovigna ci sentiremo dopo il Bibione perché faremo un altro collegamento visto come è andato questa mattina e ci racconterà dal vivo come è andata questa adunata, questo turista che incontra gli alpini. Grazie al Presidente Francesco Introvigne, Presidente Anna di Vittorio Veneto. Massimo Canello, come ci saluta? Ma io vorrei, se mi permetti, salutare tutti gli alpini. Perché mio papà era alpino, mio fratello... Salutiamo intanto il papà e la mamma a casa, dai. Sì, li salutiamo, purtroppo sono mancati 2 anni fa. Due? Sì, mi dispiace, non lo sapevo. Va bene, comunque li salutiamo lo stesso. Li salutiamo lo stesso, sì. Bravo. Come si chiamavano? Giovanni e Guerrina. Era Giovanni e Guerina, noi vi salutiamo lo stesso. Mio papà era un alpino... Doc, chiamiamo così, mio fratello non perde una donata e ci sarà anche a Bibione anche tuo domenica. E una cosa che mi piace più degli alpini è che quando finiscono le feste lasciano la città più pulita di come era prima. Quindi un grazie agli alpini e grazie anche a tutti quanti, a te Mirella, dell'invito. E noi ringraziamo Massimo Canello, titolare azienda vinicola di Valdobbiadene, per essere stato con noi. Avete sentito la serietà, l'impegno e la passione, perché ci vuole anche quella, ma soprattutto anche credere nei giovani. Non è il colore della pelle, è vedere se ha voglia di lavorare, se ha voglia di mettersi in gioco, e veramente le porte sono aperte. Questo vi dimostra anche la mentalità aperta di questi favolosi viticoltori che abbiamo, che hanno creato dal niente questa meraviglia che tutti ci invidiano e che sono le colline del Prosecco, per fortuna patrimonio dell'UNESCO, che là è veramente una cosa importante che hanno ottenuto, e questo va premiato perché è il lavoro e il sacrificio di queste famiglie. Grazie a Massimo Canello, grazie al Francesco Introvigne, grazie a voi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Arrosto all'uva. Un vero e proprio grappolo di salute. L'uva è fra i frutti che abbiamo a disposizione uno fra i più ricchi di sostanze utili al nostro organismo. Non è scoperta recente. Infatti i greci, gli arabi, i romani ben conoscevano i poteri salutari dell'uva, tanto che fin da allora si praticava l'ampeloterapia, vale a dire la cura con l'uva. La terapia consiste nell'alimentarsi esclusivamente con questo frutto per un paio di giorni. I risultati sono molteplici, come il dimagrimento. Ingredienti per 4 persone. Mezzo chilo di fette di arrosto, 2 decilitri di succo d'uva fresco, 4 cucchiai d'olio extravergine di oliva, sale, pepe. Sgranate e togliete i semi dall'uva ben lavata. Ponete i chicchi in uno schiacciapatate o in un passaverdure e spremeteli. Raccogliendo il succo in una scodella. Ungete la carne.
Mettete l'olio in una padella dal bordo alto. Adagiatevi la carne. Lasciate rosolare a fiamma viva. Aggiungete il succo d'uva. Coprite. E fate cuocere per alcuni minuti. Fino a quando la salsa avrà raggiunto una densa consistenza. Regolate di sale, pepe, e servite la carne con la sua salsa. Il sapore leggermente acido è una sua caratteristica. E buon appetito!